tutto in compagnia di Mary Milani. Questo mercoledì il Bella in Piscina sarà dedicato a Gianni Vezzosi. Buonasera a tutti, emozionata più che mai, devo dire, ad aprire questa quarta puntata del Bella in Piscina. Mamma mia ragazzi, siamo giunti finalmente a questa data tanto aspettata, il 2 giugno, mercoledì 2 giugno, per dare finalmente inizio al Bella in Piscina, puntata interamente dedicata a lui, a quest'artista, questo grande artista Gianni Vezzosi. Gianni Vezzosi che tra pochissimo sarà qui vicino a me, ci siederemo, chiacchiereremo un po'. Intanto io volevo dare la buona serata a questa straordinaria band, alla SOS Band alle mie spalle, bravi, simpatici, belli, insomma hanno tutto loro. Questa sera abbiamo anche lui, abbiamo anche Giuseppe Santolocito, ovviamente il fonico di Gianni Vezzosi, e poi insomma qui ci stanno anche delle belle persone, sono venuti a trovarci. Io volevo ringraziare anche tutti gli sponsor. Saluto la Mary Milani, la quale mi ha lasciato l'arduo compito questa sera di presentare, di stare proprio accanto a Gianni. Dicevo, chiacchiereremo, puntata in diretta, per cui essendo in diretta interattiva. Logicamente con l'interazione potete solo avvalervi del numero telefonico, che è il seguente, il 388 82 92 885. Utilizzate sempre questo stesso numero per inviare sia i messaggi che per telefonare. E allora a questo punto, che ne dite? Lo facciamo entrare? Lo chiamiamo? Eccolo qui, è qui con noi questa sera lui, Gianni Vezzosi. Buonasera ragazzi, buonasera. Oh, aspetta, devo dire una cosa subito. Sì. Che Dio ce la mandi buona. Ho un motivo per dire queste cose. Grazie a voi, Bella TV. Scusarmi, forse è poco per la puntata non andata in onda con Gianni Vezzosi, ma oggi siamo qua, dai. Grazie per questa opportunità. Ci sediamo. Sì, perché sono un po' stanchino. Guarda che sono belli. Ma mi ricorda qualcosa? Tutti colorati. Buonasera. Perché ridi? Perché ridi? Perché ho detto mi ricorda qualcosa? Cosa ti ricorda? Adesso lo vogliamo sapere. Mi ricorda il maglione arancione che aveva Zorro 2 anni fa. Ah. No, lui ride perché lo sa cosa volevo dire. Giusto il maglione Come va? arancione. Io sto bene, ora che ti vedo sto meglio. Ti sei un po'... Ecco. Sì, mi sono rincuorata. Finalmente. Quando ti ho vista arrivare mi sono emozionata, mi sono rincuorata. E quando ti ho vista arrivare mi sono emozionata. Anche un po' in ritardo, non fa niente. No, non sei arrivato in ritardo, sei arrivato in orario, in perfetto orario. Buonasera, che dirti, è sempre un'emozione. Sono veramente emozionata, come se fosse la prima volta. Ma è la prima volta che fa. La prima volta, è vero. Noi siamo bella in piscina. Sì, siamo loro sono belli in piscina. Sì, sono i belli in piscina. Belli per dire. È la prima volta che ti dedichiamo questo un programma spazio interamente tutto per te. Grazie. Sicuramente chi ci ascolta dall'altro lato, chi ci guarda in questo momento sarà felice di questa cosa. Lo aspettavano da tempo. Come funziona? Funziona così. Noi adesso diamo il numero telefonico. Sì. 388 82 92 885. Telefonate sia a questo numero e mandate i messaggini allo stesso numero. Un numero per fare tutto. Proprio richiedono i brani. Sì. Io ho visto qualche replica, l'ho vista del mio amico Corrado, che saluto caramente. Senti, io ti trovo benissimo. Ma lascia vedere, va.
ci Ma picchia. lascia perdere, non parliamo proprio. Voglio dire, che hai fatto palestra, corse, cose? Dove sei No, stato? semplicemente 4 punti al giorno e vanno Ma che... si va avanti. Vabbè, sì, ha voglia di scherzare lui. Sempre, tu hai voglia No, di scherzare vabbè, sempre. no, dici come mi vedi un po' più ciccione? No, ti vedo perfettamente in forma. Ma va, sa che il taglio dei capelli forse. Oh, stai bene. No, grazie, sei la prima che lo dici, Alla sai? grande, alla grande. Perché quando ero grosso, un po' ciccione, diceva, oh, ma sei grosso. Poi Vabbè, eri più in sono carne. dimagrito, Che oh, mangiavi? ma sei Di la dimagrito. verità, che mangiavi? Oggi? No, che mangiavi quando eri un po' più in carne? 2 piatti di pasta, 3 piatti di pasta, 4 Vabbè, cotolette. ci sono delle cose, come dice il mio discografico Santo Rosito Giuseppe, Sei una buona pensa forchetta? sempre a mangiare. Sei una buona forchetta? Ero. Già, eri una Adesso buona dobbiamo stare avete un po' capito? attenti, dobbiamo stare un po' attenti. Eccolo, vedi perché adesso perché ci tiene alla linea Voglio dire, e quindi vabbè, devo perdere. sono anche 47, voglio dire. Mi pare giusto. Poi il sono 30 metabolismo anni. cambiano tante cose. Il metabolismo Metabolismo. cambia. Sì, Con l'andare avanti dell'età, ovviamente, poi si cambia i pensieri. non si smaltiscono le calorie cambia. come si smaltiscono Non quando faccio, si è più non ho mai giovani. fatto palestra in vita mia, a meno che ma non esiste proprio. Una volta ci ho Ogni provato. tanto nuoto. Io no, perché non so nuotare. Beata te. Beata te. Senti Gianni, non ci credo che non sai nuotare. No, vero. Mi hanno no, detto che no, sai nuotare. Tutto il mondo lo sa. Mi hanno detto una bugia, mi avete raccontato va. una bugia. Ma va, Ma veramente, non sa... abbiamo scoperto un'altra cosa. ma ancora ce ne sono cose che non so fare. Ad esempio, non so cantare più. Ad esempio, Ah sì? voce del popolo. La voce del popolo. E Aspetta. al abbiamo no una melodic telefonata. sound Pronto? che si ride, che ride. Pronto? Chi è là? Pronto? Chi è là? Chi sei? Pronto? Sono Pina da Librino. Ah, Buonasera, Pina Pina. da Librino. Pina da Librino, guarda, sei la prima ad aver preso la linea. Quindi, La fortunata. vabbè, gli regaliamo un mio CD. Va. Lo vuoi un CD di Gianni Vezzosi? Ecco fatto. Sì, volevo ascoltare Catania Vita Mia di Gianni Vezzosi. Senti, ma guarda che lui è qui, ci puoi anche parlare, puoi anche discutere. Sì, ci voglio parlare. Che cosa gli vorresti chiedere? Dai, c'è qualcosa che vorresti sapere? Signora Pina, buonasera. Ciao Vezzosi, sono Fina da Librino. Sì, Pina. Fina. Come stai? Fina. 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 Fina, io sto bene, tu come stai? Bene. E questo mi fa piacere. Ma ci vedi bene in TV? Ci vedi bene? Sì, ti vedo Gianni. Hai visto quanto è bella Antonella? Sei bellissima Antonella, anche tu Gianni. Lascia aperto. Passiamo avanti, lascia aperto. Allora diceva che Volevo voleva... ascoltare una canzone di Catania Vita Mia, amica mia. Va bene, poi te la farà sentire. ok? Catania in 8, poi Va durante bene, la va bene. trasmissione. Ciao Fina, grazie per averci chiamato. Ciao, Grazie, ciao, Fina, grazie. Ciao. Ui, Ricordiamo Librino, dove ci troviamo questa sera. Ringraziamo Villa dei Sogni per averci ospitato. Ma- Grazie Villa dei Sogni che è fantastica. Io mi ci sono Guarda che sposato bello. qua. Io mi ci sono sposato qua a Villa dei Sogni. Stiamo Ho fatto scoprendo tante cose. tanti eventi, ma Eh. questa è una location particolarmente... Pronto? Vorrei parlare con Gianni Vezzoso. Beh, tu già mi hai stupiato, no? Io chiuderei anche la chiamata. Vabbè, non fa niente. Pronto? Ciao. Ciao Vezzosi, Ciao. sono Nino di Biancavilla. Nino di Biancavilla. Bello Biancavilla. Sì. Me Alla la puoi pronuncia un dedicare po'. su... Senti, ma come si chiamano gli abitanti di Biancavilla? Biancavillesi. In che senso? Nel Biancavilloti. Catania, Catanesi, Biancavilla come? Biancavilloti? Biancavilloti. Alla cadenza da Biancavillotto. Loti. Da Biancavillotto. Biancavillotto, alla cadenza da Biancavillotto. Tutti Ecco perché Biancavilloti. quando ha detto Gianni Vezzosi non l'ha detto. Aveva Susa. È uscito male. Vezzo? Pronto? Pronto? Ciao. Ciao, ti ho detto me la fai la dedica a studio medico. Va bene, ok, d'accordo. La dedichiamo Ok. a tutti gli amici di Biancavilla. Presto un concerto mio ad Va Adrano, bene. lì vicino. Ok, un bacio, Ok, Ciao. ciao. Vi fai mandare un saluto all'amico mio, alla famiglia Pappalardo, un grosso Certo, bacio anche a certo. Luigi. Ciao Luigi, ciao carissimo Roberto, ciao, un grosso bacio. E Biancavillotto.
Biancavillotto. E Biancavillotto, ecco perché alla pronuncia l'ha detto male. Vezzoso. Vezzosa. Pronto? Allora, monsieur? Pronto? Pronto? Sì? Non ascoltate dalla TV, ascoltate dall'apparecchio telefonico. Sì, pronto? Ok. Chi è? Con chi parliamo? Con Giorruta, da Modica. Modica, sai dove si Modica? Modicani, o no? Sì, credo di O sì. modenesi. Come vi chiamate voi abitanti Ciao, di carissimo. Modica? Modicani. Modicani. Cane. Sì. Modicani. Modicani. Ciao, carissimo. Hanno i Modicani. modi- Ma non avete dei modi da cane? No. No. Ah, vabbè, meno male. E allora caricati, che dovrebbe Immagino, succedere? carissimo. Immagina caricati. Voglia. Ciao carissimo, come va? Tutto bene? Mi auguro di sì. Tutto bene. Tu come stai, maestro? Tutto ok, tutto ok. A posto. Alla grande, vedi, siamo al fresco, Voglio- noi qui, con quest'aria fresca, siamo fuori, siamo vicino alla piscina. I zanzare stanno mangiando vivo, vabbè, però non fa niente, eh. No, Io ho infatti, messo off. Off. Ah, ti sei messo Off. off. se era possibile, Quanti volevo amici? ascoltare la tua canzone Il mio amico Luciano. Ciao. Quanti amici miei artisti che ci sono che li saluto uno per uno. Tutti, adesso, tutti, stanno tu quanti stanno, eh? Quanti È ce ne bella sono? questa Quanti ce ne canzone, sono? questa Quale? canzone- Cosa? Questa qui è molto bella questa canzone. Ma guarda. Questa che vuole sentire lui. Ma adesso Il mio amico Luciano. sa ricorda del mio amico Luciano, Il sì. mio amico Luciano è molto Io, bella, no? bellissima. È E io stupenda questa la canzone. voglio sentire perché lo conosco. Ma chi? Conosci A Luciano? Luciano. E chi è? Ah, eccolo, vedi. Domenica è stato qua a Modica. Ma chi? Abbiamo fatto il concerto di Fabiola Ferrera. Scusa. Ah, tu stai parlando del pirata, Luciano, batterista. Luciano, che lo salutiamo. Scusa, cosa c'entra? Cosa c'entra Luciano con questa canzone? Non ho capito. Proprio Luciano, Stato oh. lui, però Luciano Luciano è maschile proprio, è un uomo maschile, come dice Totò. È un uomo, è un maschio. Va bene, d'accordo, comunque te la dedichiamo. È etero. È etero. Cosa devo guardare? Guarda, al centro, cosa guardo? Io non ho un... Ah, Dobbiamo ok. guardare Perché ridi, scusa? Perché ridi? È perché lui è il telecamerista, lo chiamiamo così, telecamerista. A chi? Capito? Ma- Alberto. Allora mi fai segnare Alberto. quale devo guardare, se no sembra un mongoloido. È vero, Sonny? Non può essere vero, non può essere tu. Ti ricordo bambino, con quegli occhi tuoi blu e il cuore d'angelo. Un amico nostro ha chiamato, stessa scuola di calcio, tu giocavi con me, eravamo bambini, ancora in tenera età, era assai difficile a te parlare. Sei bellissima stasera, fai invidia da luna, non ti sto criticando, ma non me l'aspettavo. Che mio amico Luciano, bisogna uscire. Luciano carino, e come sta? Come passi la tua vita? Come fai a sentirti donna? Forse non lo sai, ma elegantemente a vita lo sarai. E come fai ad amare un altro uomo come te? Chiedo scusa ma che domanda a fare? Ho solo fatto confusione, tutto qua. Ma dove chiamava l'amico nostro? Sei ancora in linea? Sei ancora in linea? Allora, mi sembra la Sei Pinelli. ancora in Sì, linea, sono in pronto? linea. Hai detto che ti chiami, Pronto? scusa? Puoi ripetere Ruta. il tuo nome? Come? Giorruta. Ma che nome è? Ah, Gianluca! Gianluca. Ruta. Gianluca.
Ma John Ruta, Dante. sei proprio siciliano? Siciliano? Sì, sì, Modicano? Modicano. Ok, John Ruta. Ragusano. È ragusano. Sono un nuovo cantante dei vostri. Ah, tu sei un cantante! Perché non me è l'hai un detto nome prima? Scusa, aspetta, d'arte. ma mi devi cantare una canzone, mi devi cantare. È un nome Il d'arte. gruppo... cosa vuoi cantare, ad esempio? Come? Cos'è che vuoi cantare adesso al telefono? Ma non lo so. E che canta adesso? Ah. Dai! Qual è il tuo ultimo singolo? No, non ne ha fatte ancora, forse. Ah, canti solo delle cover? Ma già il Pronto? nome è È andato difficilissimo. via. Vabbè. Sandro Cito, com'è che si chiamava? Gio Ruta Ma già il è nome, il suo nome ma d'arte. cambiano questo nome, perché se uno va a comprare il CD è difficilissimo a ricordare il giorno, è difficile. Chiamati Gianni e basta. Esatto, bravo. Pronto? Pronto? Pronto, prova 388 82 92 885. Guardate, no. Ascoltate dall'apparecchio telefonico, non dalla TV, perché altrimenti insomma arriva in ritardo. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, chi sei? Buonasera. Ascolta, mi sono Giussi da Mazzara. Mazzara. Ah, provincia di Trapani. Sì, Mazzara, provincia Trapani. Certo, Sì. che salutiamo caramente tutta Senti, Mazzara e fa provincia. caldo da te? Mazzara e Trapani. Cosa? Fa parecchio caldo a Trapani? Abbastanza, 45 gradi. Sì, poi lo... Ma che dici? È troppo, è troppo. Sì, sì. 45 sono State troppi. Stanno gradi. infornando le pizze? State infornando? Sì, abbastanza. Va bene, Volevo dai. fare due salutini. Sì, Io sono Giussi Greca, a Gaspare in Grasseto, che si trova momentaneamente In ferie. e se Gianni mi poteva mettere la canzone questa lettera a papà. Te la Lettera a dedico papà. a Gaspare in Grasseto. Dai un po' dopo. vabbè, vedremo se comunque è all'interno della playlist che ha preparato Gianni, Va ok? bene. D'accordo. Ok. Ciao, Un bacione a alla tutta prossima. la Sicilia Ciao, occidentale. salutaci tutta Mazzara del Vallo. Trapani, Palermo, tutte Sì. Marsala. Basta, stop con le telefonate. Sì, sai perché? Perché se no, se era un programma di solo telefonate, io potevo non vi stare a casa e ammazzate. me li passavi a casa. Bravo, No? non vi ammazzate a telefonare in questo momento perché non rispondiamo. Poi Quindi- dopo, quando lo diciamo noi. A me- No, dove- perché si do- ammazzano a fare il numero. Dov'è la Milani? Dov'è? E la Milani non c'è. Dov'è? non c'è, non Do- c'è, non dove c'è, caspita è non c'è. andata? È andata a presentare un'altra cosa. C'era una premiazione di un trofeo. Stardina. Stardina. Basta. Vabbè, dai. Basta. Basta. Sai Basta, che facciamo? Poi facciamo un'altra puntata? Quando? Ah, cos'è sta cosa che state preparando per l'estate di Catania? È bella. Come si chiama? On the road, È bella no? on the road. Ma che cazzo significa? Significa, significa che bella radio TV va per le strade della città e questa quindi confusione, poi no? vedrai che cosa capiterà. Ha a che fare cosa con gli accadrà. artisti, ha a che fare con... Sì, certo, ha a che fare con gli artisti, soprattutto con gli artisti. In macchina, in giro per Catania. per la città di Catania. Ma non me ne uno. Ma già noi ci scocciamo a camminare per andare a comprare il pane in macchina, figurati se... Poi, chissà, magari è bella... Ma tu poi vedrai. Non so di che cosa stai tu parlando. ci sarai. Anche se odio la Verrai, confusione. verrai. Che Anche te ne se- frega, ma mica non fa mica niente. noi dobbiamo Dimmi, andare dimmi. dove c'è la confusione. Dimmi. Spartà, come sta? Bene, alla grande. Tu con Prima- Spartà sparti qualcosa? Abbastanza. Bene, bene. Dobbiamo cantare? Dobbiamo cantare? Tu che dici? Che cosa? Qualcosina? Che cosa? Facciamo una canzone romantica? Mamma mia, maestra. La facciamo Romantica? la facciamo una romantica. Romantica è il principe e la principessa, ad esempio. Mi piace. Mi piace. Andiamo? Clicchiamo mi piace. Ma sì, tu rimani qua, vero? Rimani qua? Sì, io qua. No, non me, no, Perché? no. Sai che faccio? Ma no, sei stardina anche tu. Allora, io vado. Vai. Anche perché poi dopo leggo i messaggi. Ok, d'accordo. Bene? Ok, d'accordo. Vai, principessa.
amore nato a prima vista voi per me di dallo quartiere a dove non conta mai l'età e poi quasi come una magia scompari tu e poi vi sei stato cercavi di poter condonare dicevo sai chissà se un giorno la rivedrò quando mi sai non stava ragionando più fu buona compagna che mi ha aiutato a tutelare forse per destino o forse per fatalità mi è bastato soltanto guardare gli occhi tuoi per capire che tra era nato il vero amore era venuto da poco l'estate e chi sto cane si era innamorato già di te principessa come nel favore il tuo principe lo sposerà io mi ricordo ancora prima passo in piena estate salato in un mare d'agosto chi sto caro sai mi fu la pirata tu spettacolare si per me non voglio ne vado io mi sposo con salsa ancora a te perché tu non sai si dà da bella intorno a me era venuto da poco l'estate ma credo tutte sono basta credere e i sogni si vanno avverare questa favola è da 2 anni insieme a noi ma lo sai che te non può fare la necessità si sarà banale ma se sei che voglio ringraziare parlo di tuo padre e chi lo soffriva era venuto da poco l'estate e chi sto cane si era innamorato già di te principessa come nelle favole il tuo principe tu vuoi sposerà io mi ricordo ancora prima passo in piena estate salato in un mare d'agosto che sto caro sai mi fu la pirata tu spettacolare si per me non voglio ne vada io mi sto con salsa carante perché tu non sai si dà da bella con a me era venuto da poco l'estate ma credo che tutte suona si vanno a il principe e la principessa buonasera, come stai? Hai detto che hai messo la camicia nera perché c'ero io in trasmissione. Arrivo. Tu le bugie Eccomi come qua. le sai dire Sai che bene? stavo facendo? Stavo facendo la diretta col cellulare. A chi? Io a te. Perché adesso non stavi in diretta, scusa. Su Facebook. Stavo facendo la diretta col cellulare su Facebook. Per entrare in tutto il mondo così. Sì, sì. E mo facciamo tutta figura. E perché
Perché? Perché Ah, Gianni perché ci sono, perché vero, Gianni perché Vezzosi non sa più non sai cantare. più cantare, è vero, è È importante sta cosa. Vero, vero. Ah, là dobbiamo- Infatti, t'ho sentito Là ormai. dobbiamo dire, madrina, padrino, Ma dobbiamo che cosa dire hai queste cantato? cose. Manco l'ho capito che cosa hai cantato. Ma ho Che cantato canzone- anche male, ma figurati, Ah, quanta gente ci... che Ma non è a canzone- porte chiuse Che qua. canzone brutta. che hai Ma non è a cantato. porte chiuse. Sì, c'erano i cancelli chiusi, non so che cosa... No, vabbè, no, a me fa piacere, che sicuramente saranno amici miei, sicuramente, no? C'erano i cancelli chiusi, vabbè. Pronto? Pronto vediamo Davide adesso. Arezzi, buonasera. No, aspetta, non ci. Ciao, sono Rossi. Ciao, Rosy. Rosi, da Sono dove la figlia di chiami? Nuccia e Mela. Sono il camo da Catania. Ok, come abbiamo si- una catanese al Sono telefono. la figlia di Nuccia e Mela della via Palermo. Gianni, mi senti? Certo che ti sento. Lucio e Mela di via Palermo. Lucio sì, e Nuccia me. e Mela di via Palermo. Ciao Denti, Ah. un grosso bacio. Ciao. Ciao Mando un carissimo. bacio. Tu- Ce la puoi dedicare la canzone a sezione Milano? A papà? È il numero 8, certo che la dedico. Dopo, quando sia... Vai, La vai. numero 8, Possiamo andare subito, sì. Senti, Denti, Ah, subito. Denti Sì, stretti. sì. Ciao Lucio, un grosso bacio a te. A Carmela. La dedichiamo a tutti quanti, eh. Può rimanere in linea, può rimanere in linea. Può rimanere in linea. Sì, rimani in linea, eh. Dove devo guardare qua? Mi sto un po' rincoglionendo, là. Ok. Un grosso bacio a tutti gli amici lontani da casa. Nuccio. Cosa faccio chiuso qua? Non potevi immaginare solo da una canzone è vero, sai, cosa ho fatto? Lo so, questa è la mia verità. Per sbaglio, per bugia e per fare sera. Tu cavi in attuale, la solo per pagare. Quello di travaglio e rimango qua. Penso a casa, come va, mezzo al fango, ma che mi può pensare? E mi dormo poi su una libertà. Numero 8, si mette a Merano. Stesso numero di non fa compagnia. Dedicata alla famiglia Spalbinato, Damiano, alla famiglia Spadano anche. Ciao Domenico. Catiglia pezzo di pomate figlia mia. E alla moglie che non sa che fa. Dagli pensieri quando mi viene a trovare. Di figli miei non mi mai portare. Ti guardo in faccia e dico amore, perché mangiare? Ti dico a io sciupate ma mi sembra bene. Non va sempre nessuno ti fa capire quante volte ti dà un abbraccio, dico dai ce l'ha. Sai quante lettere ho ricevuto? Tantissime. Oggi le ho messe tutte divise in cartoni diversi. Così sono andato a leggere qualche cognome di chi mi scriveva. Erano molti amici, veramente. Li voglio ringraziare caramente. Chi mi scrive come va? Dai Vezzosi, ce la fa. Sta canzone l'ha già scritta in cancelletto. Ma mo cazzo capi per te, io ti voglio ringraziare e tu forte prima ma torna a cantare. Numero 8, sezione a Merano, stesso numero di Catiglia pezzo di momenti figlia mia.
io da potere che non sapevo da fare ti agli insieme quando mi viene a trovare che ti figli miei non me li hai mai portati tu quando potete pagare quante di volte ti dà un abbraccio ti godai ce la farò ce la farò sì che ce la farò ce la farò numero 8 numero 8 sezione ciao Lucio, grosso bacio a te. Mamma mia, che emozione! È in diretta, Scusate, ve lo devo dire. Il leone del Lion, Gianni Vezzosi, sempre. Il leone era ferito. Lion. Era ferito il leone. E ora incomincia a mordere, no? Ah, guarda, questa diabete siamo messi. Andiamo avanti. Ha sempre. Sempre. Oh, gioia, non ridere. Carmelo, quando lui ride, dagli qualche... Ma il leone sai che cosa fa? Ecco, Il dagli... leone ruggisce. E Eh? il leone ruggisce e si fa sentire. Come ruggisce il leone? Si fa sentire. Come ruggisce? Ah, Sì, e poi lo... che... Più... tu. Come fa il leone? Come fa il leone? Oh, come fa il leone? Facciamo tutti insieme il leone, eh? Ah! Come fa il leone? Come fa il leone? Miau. Ciao Nino Marchi, cosa bacio? Pronto? 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 Buongiorno. Buonasera, buonasera. Oh, buongiorno. Buongiorno. Buonasera, buonasera. Giulio, Ma sai perché? Perché abbiamo il sole stampato in faccia. Abbiamo il sole stampato in faccia. Sprizziamo di solarità. Siamo solari, sprizziamo di solarità, siamo solari. Ah, vuole solare? Guarda confusione c'è qua. Pronti? Pronto? A chi? Ha avuto paura? Salutiamo su Facebook, salutiamo chi ci sta seguendo. Usciamo? Alla famiglia Pronto, pronto? 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 Dai, siate allegri! Vi vogliamo allegri! Ciao Beluccio! Pronto? Sì, chi sei? Qual è? Chi sei? Dai, Dai! Rita. Che ha detto? Come? Rita, abbiamo Rita. Sì, mi chiamo Rita. Rita, la... Rita mia, oi nona, e suona, si stata, o prima amore, o mi perduto, ma saprai a me. Ciao Rita, buonasera. Sono Rita. Rita, da dove chiami? Da Catania. va bene, va. Ok, abbiamo un'altra catanese. Ciao Vita. Rita Vita. Vorrei mandare un saluto a Gianni. Ma va? Guarda che lo puoi fare direttamente. Ah, Gianni chi? Pronto? Pronto? Pronto. Pronto, chi parla? Don Gigio Rita. Rita. Sempre Rita. Ah, credevamo fosse Rita che non si marita. Rita, dimmi tutto. Vuoi fare un saluto a Gianni? A Gianni? Vorrei un saluto a Gianni da parte da Emma. un Aspetta. saluto a Gianni, è un altro. Ma chi è Gianni? Ma chi è No, Gianni? io. Gianni chi? Volevo fare un saluto a Gianni da parte da Rita e Anna. Ma Gianni chi? Pronto, Rita, Rita. Comatici Insomma, tu, comatici. Senti, ci devi ascoltare dall'apparecchio telefonico, non dalla Voglio TV. dedicata all'anima Sì, però da Catania. tu non devi ascoltare dalla TV, devi ascoltare dall'apparecchio telefonico, Sì. ok? Va bene, l'hai capito? Sì. Perfetto, così ci sentiamo subito, va bene? Perfetto. Allora, ha capito tutto. Che capito? Ha capito che adesso lei parla dall'apparecchio Sì. telefonico e quindi si interagisce in tempo reale, bene. perché altrimenti poi ci Complimenti allora. arriva dopo. Complimenti che l'ha capito. Allora.
Pronti, pronti. Allora, siamo qua. Allora, Gianni chi è? Gianni, Gianni Restati, un bacio a Gianni Restati. Ah, pensavamo che fosse un altro. mia, Era stavo tu. No, no. Eri tu. Va bene, io ti Era ringrazio per i lui. saluti, li ricambio calorosamente. Eh. Ora chiudo e passiamo allo stato telefonato. Dai, ciao. Ciao Rita! Ciao. Adesso ti dedico una bella canzone, una moglie bellissima. O no? Ti va, Sì, Una sì. moglie bellissima. ti Va piace? bene? Ti piace? Sì, sì, da morire. Senti, vediamo se sa Palumbo, dove sei? Tu Dove lo, sei? tu lo sai come... Allora. Aspetta, la interroghiamo perché, per vedere se è preparata. Ma tu lo sai come si chiama, come si intitola l'ultimo lavoro discografico di Gianni Vezzosi? Che domanda? Come si domanda, che intitola? Vediamo se sei preparata. Pronto? Pronto? Niente, fa finta che non mi sente. Fa finta che non mi Per! Per? Per? Panello. Per? Che è questo? Per? Ma sente o non sente? Ma io passassi alla telefonata direttamente, dai, Vabbè, va. va. Passiamo all'altra telefonata. D'accordo anche Adesso Sonny. facciamo le interrogazioni. qua, Domenico. mettiamo anche voti. D'accordo, anche tu. Ok. Pronto? La 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 la. 388 82 92 388. È la canzone che io Non mi chiama- ricordo. a proposito, questa è un'altra cosa che fanno. 388. Un altro errore, non chiamate su WhatsApp. Pronto? Un saluto alla famiglia Fazio. Sì, pronto, buonasera. Ciao Fazio. Buonasera. Casere, Inizia, che sta guarda, senti che voce, senti che voce. facciamo i bravi. Pronto? Sistemiamo, Buonasera. perché qua, insomma, ci dobbiamo Allora mettere ti dico una sulla cosa. attenti, Aspetta un attimo, aspetta un Ok. attimo. Sull'attenti per favore perché qua c'è una voce. Pronto? Pronto? Da dove chiama? Pronto? Sì, pronto, la sentiamo forte e chiaro. Pronto? Da dove? Te Pronto? lo dico io, ti dico da dove Eh. chiama, come si chiama? Ah? Chi è? Io, Agatino. Allora, ti Agatino dico io, si chiama, Agatino. si chiama Agatino Scaletta, abita a San Giorgio, è il mio primo padrino, mi ha tenuto a battesimo al Lido The King. Ma le dirò che muoio per lei, la tratterò male e mi amerà. Oh yeah, yeah. Non è tuo fratello gemello. Allora, Sgarubino, dopo mandiamo la pubblicità di Sgarubino. Padrino, buonasera. si è emozionato. No, Che? si è emozionato. Pronto? Però, pronto, padrino, buonasera. Ascolta dell'apparecchio telefonico. Mannaggia miseria. Ma perché stasera fate tutte Ma queste... quando canto si sente almeno? Sì, certo, è che loro ascoltano dalla TV. Devi ascoltare dall'apparecchio telefonico. Dallo Sì, Sgarubello. sto ascoltando, sto ascoltando. Ok, ah, finalmente. Non ti sentivo, padrino, non ti sentivo. Ce l'abbiamo fatta. Come, Allora. Sì, lo sto ascoltando. come stai? Sì, bene, quando parlo io? Chi sei? Ma è Io triste. sono Gianni, sono Gianni. Ma che è? È triste. È molto triste. Ma sei triste? È tristone. Ma è lui o non è Pronto? lui? Pronto, noi ti sentiamo, Ma padrino. forse non è lui. È lui, è lui. Ma sì che è lui. Ma che succede? È solo che non parla forse. Perché Oh, non ciao. Ah, Ciao, ciao. No, no, non sono emozionato. Non sono emozionato. adesso ci senti, padrino? Ciao, ciao. Bastardo. No, no, così. Gli ho detto prima, Stardino. Lui capiva cosa volevo significare, forse è stato uno dei primi che l'ha capito. Come va? Bene adesso un po' male. Max mi dice, anzi Max Scaletta che salutiamo Sì. caramente, ci siamo visti e me ne ha parlato. E io ti sono anche socio di questa cosa, sai? Sì. Bene, è un affare? si va avanti allora, alla grande. Cosa posso fare qui? Hai sentito la canzone?
Che ti Che piace vuoi fare? Non lo a sai te- cosa devi fare. A te piace Devi tantissimo. fare prima la mia donna. Hai capito, no? E La mia donna. l'hai sentita? Sì. Non l'hai sentita? No, la mia donna è un'altra. Cosa hai sentito? E l'altra quale doveva essere? Sì, ti sento. L'altra qual era? Ha detto, sai quale deve fare? Sono due, mi hai detto. Ma succede qualche cosa? Credo che lui Ma- ascolti ma- dalla ma- TV. sì. Ho questa impressione. Ti Vero? manda in confusione un po' sta cosa che non sai se ti ascoltano Vabbè. o meno. Facciamo sentire qualche canzone. No, vabbè. Alla mia donna. Oh, è ancora in linea? C'è ancora. Sì che mi aspetto tutte sere. Si faccio da notte fai mi pensiero. Sì che mi scendo di mattina. Tu da dato come prima. Però si che mi dava una ragione. Con la file della paura. Sì pure che vagavo faccio luce. Ma soffro fino a sera non ti va. Ciao Duccia! Però mi piace quando non mi pensi, quando stai cazzato, quando venite fare la bandera con le tue scenate. Quando ti detto non mi piace proprio il popolo ci risparmio. Si sto dormendo, ma mi fanno con la papà fascia da. Sono un ragazzo ma ti preferisco così. Perché mi piace quando non mi perdono con te. Uno si perde, ma che bello ve lo faccio insieme a te. Insieme a te. Lui ama questa canzone, lui ama questa, la strama. E l'altra che ho cantato prima, ma vedilo. Anche questa. Sì, poi ce ne sono tante, ma tante altre. Spero Va di bene, aver lo accontentato. salutiamo, è ancora in linea. Ti vengo a trovare non presto, ma una via di mezzo, dai. Dirti presto è una bugia. Ok, lo salutiamo. Ciao, alla prossima. Un bacione. A Max Scaletta, anche alle Sì, sorelle, a Lucia, a tutti quanti Sicuramente la ci avrà famiglia sentito. Vita, tutta la Va famiglia. bene, se... Scaletta. Ok, basta con le telefonate, diciamo stop alle telefonate. Pubblicità. Ci fermiamo? È vero? Ci È fermiamo. bella ok. la pubblicità. Su Bella Radio TV. Passare a miglior vita non sarà più un modo di dire. Onoranze Funebri Nuova Vecchio propone Funerali Deluxe con carro funebre Porsche Panamera che in esclusiva mondiale trovi solo da noi. Onoranze Funebri Nuova Vecchio soddisfa le richieste dei clienti più esigenti, anche i più particolari. La Nuova Vecchio organizza e cura ogni dettaglio in maniera minuziosa, garantendo professionalità e serietà. A Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e in via Plebiscito 677 di fronte ospedale Vittorio Emanuele. 095 21 68 215 392 11 90 876. Funerali in grande stile, la certezza di essere unici. Serenità, pace, saggezza, i valori della vita. Ritrovali con Luigi, in arte Oris il mago bianco, operatore dell'occulto, qualificato in ritualistica sudamericana. Oris ti aiuterà a ritrovare la strada della verità e a superare gli ostacoli sul tuo cammino. Chiama con fiducia allo 095 53 33 58 o vieni nello studio di via De Branca 12 Catania. Oris, il mago bianco, la verità finalmente alla portata di tutti. È giunta l'ora della pausa caffè. Punto caffè, tutto
Tutto il gusto di un buon caffè espresso racchiuso in comode cialde e capsule originali e compatibili per ogni tipo di macchina da caffè. Nespresso e a modo mio. Cioccolato, tè, ginseng e orzo. Da Punto Caffè, macchine da caffè in comodato d'uso o da comprare con pagamenti personalizzati. Punto Caffè di Cambria Sebastiano, a Catania in via Plebiscito 198. Servizio a domicilio 095 34 77 51. Si effettua macinazione caffè. 150 cialde Borbone più kit accessori 25 euro. 150 cialde Poker Caffè 16,50 euro. 100 capsule Poker Caffè compatibili con tutte le marche 15,90 euro. Toro Arredamenti ha le soluzioni che cercavi per fare della tua casa l'ambiente che sogni. Toro Arredamenti, una grande scelta di cucine componibili. Mobili classici e moderni. Favolose camerette, comodi salotti e camere da letto da sogno. Toro Arredamenti adesso è anche relax. Vendita di materassi Salus, Permaflex e Vigorflex. Toro Relax ti offre una rete, un materasso e un guanciale a soli 99 euro. Toro Arredamenti, via Lenin 70, Lineri Mister Bianco. Le soluzioni che cercavi. È nuovo showroom in via Lenin 59. Arrivavo paniconzato di Scillichenti, bello, cavolo. A Catania, nel cuore del centro storico, in via Coppola 47, finalmente ha aperto Crusca Paniconzatu, tutta la tradizione del vero paniconzatu di Scillichenti. Crusca Paniconzatu è anche panineria. Vieni, ordini e gusti le nostre prelibatezze in pieno relax, comodamente seduto al tuo tavolo. O se preferisci, ordina con servizio a domicilio gratuito. 340 23 12 748. Da Scillichenti a Catania, Crusca Paniconzatu. Ogni 2 panini, una lattina omaggio. Ogni 2 ciambelle, una lattina omaggio. Ho rottamato la mia vecchia auto. Sai quanto mi è costato? Nemmeno un centesimo. Sicil Rottami. Rottamiamo la tua vecchia auto a costi zero. Ci troviamo a Catania, Terza Strada 4, zona industriale. Sicil Rottami, dal 1984 al tuo servizio. Demolizioni auto e veicoli industriali. Demolizioni industriali. Raccolta metalli ferrosi e batterie esauste. Contattaci con fiducia. Sicil Rottami, a Catania, Terza Strada 4, zona industriale. Telefono 095 713 9221. sicilrottami.com. Se volete acquistare pezzi di ricambio auto usati, chiamate Andrea 342 02 56 278. PN Serramenti realizza verande e giardini d'inverno infissi in alluminio a taglio termico con grande esposizione, prezzi da non credere e finanziamenti a tasso zero. Visitate il negozio. Grande esposizione di verande e giardini d'inverno infissi in alluminio. PN Serramenti a Gravina di Catania, via Gramsci 42, 095 75 45 338. Quarta puntata del Bella in Piscina.
la nostra location Villa dei Sogni. Come potete notare, questa sera dietro le nostre spalle ci sono questi schizzi d'acqua che riempiono questo sfondo, che è veramente magnifico, bello, bellissimo. Villa dei Sogni, Dietro le tue adatta spalle per ci sono qualsiasi io, cosa. scusami, dietro le tue spalle ci sono... Ah, stai scendendo dalle scale, come Sanremo, dai. Saremo giovani. Ecco, Sanremo giovani. Siamo stati già, Abbiamo lo una siamo nuova stati. proposta, una giovane Una volta. proposta proprio qui, questa sera, per tutti voi, Gianni Vezzosi. Ma Applaudiamolo. io, guarda, questa villa dei sogni la sogno ogni notte. Qui è bello, per fare Ah, matrimonio, per poi festeggiare voglio matrimonio. dire, la famiglia Vavilla, no, a parte la villa dei sogni, è una famiglia come tutte le altre famiglie italiane. Quindi vanno anche salutati in maniera, un saluto a tutta la famiglia Vavilla, ma non perché... Sono dei professionisti molto, molto, molto in gamba. Questo volevo sentirti dire, questo, che sono professionisti, bravo. Melo poi... Melo la è simpaticissimo, simpaticissimo Melo. Ecco, bravo, brave persone, dai, brave persone. Cosa sono si fa? tutte brave persone. E che si fa? Che facciamo? Ci facciamo una chiacchierata? C'è il mio manager che mi guarda, ha il jeans Lo giallo. dobbiamo salutare? Lo dobbiamo salutare o no? Ha il jeans giallo. Hai giusto. Enzo Di Fini, Neo Melodic Sound. Pronto? Gianni, Ciao, ciao Gianni, pronto? ciao, pronto? No, Mi senti Gianni? Sì, non mi eri passato magari dove, poi voglio dire. Allora, Pronto? sì, Pronto? noi ci siamo, ti ascoltiamo, ti sentiamo chiaro e forte, vai, bello, veloce, dai, dinamico. Allora, intanto volevo salutare Gianni. Ciao. Vai, vai. Io volevo salutare Così, Gianni dai, perché dai. è un amico Ho visto mio. il tuo concerto a Belsito, Gianni. A Belsito? A Belsito ho visto il tuo concerto l'anno scorso a febbraio. Ah, l'anno scorso. È da allora che non canto. Bravo che almeno tu c'eri, perché c'era solo lui. Sì, eravamo in pochi. E c'eri solo tu. Sto chiamando da Modica, Gianni. Ah, un altro modicano. Un altro modicano. Voglio mandare un grosso saluto al batterista. A Marino. Voglio mandare un saluto al batterista. Ma perché io devo rubarti la scena? Gioia? Chi? Ecco, lui, il Corsaro, Dino. Dimmi. E poi voglio salutare il maestro Sant'Onofino, Gianni. Il maestro Dai, che un Sant'Onofino, po' ci sei. ok. Sì, Ti ha ci siamo sentito. visti sabato sera Ok. a Modica. Ah, si può dire che non fatico, maestro. Possiamo fare l'inquadratura al fonico? È E possibile? per favore mi puoi dedicare la canzone Sceicco? Sceicco? Sì. La voglio dedicare al mio compare Vito. Sceicco? La vuole dedicare, hai capito? Io devo cantare Sceicco. Io manco me la ricordo. La sai. Sì, l'ho scritta io, ma... La dedico al mio compare Vito. Ma se lo giocavo io. Oh, chiamano Sceicco. No, chiudi solo perché hai cantato male. Ciao, buonasera. Ciao. Ti dedico alla possa nuova. Va bene, invece sempre la stessa cosa, sempre arabo. Il sheikh è arabo. Certo. È arabo lo sheikh. Certo, più o meno. Ho qualche dubbio. Insomma, dovrebbe essere. È come quando dice tutte le ragazzine aspettano il principe azzurro con il cavallo bianco che arriva, no? E poi il principe azzurro non lo sa nessuno che è ricchione, voglio dirti, no? Vabbè, ma non fa niente, dai. Vabbè, ma non fa nulla. Uno Poi, aspetta la alla vita. fine, Pronto? 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 Voglio parlare con Gianni. Aspetta un attimo, aspetta non perché vuoi. non abbiamo capito nulla. Vai. Allora, dicevi? Ma sei Come? Voglio parlare con Gianni Vezzosi. Sì, vuoi parlare con Gianni Vezzosi e Gianni Vezzosi è qui. Per te. Sì. Ciao. Ok? Ciao amico mio. Vai tranquillo, vai. Sì, certo, come no? Tranquillo. Hai voglia. Boh. Va bene, ok. Dai, sì, come no. Anche... Ma vabbè, che dai. fate? Ok. Chiamate e poi dopo state zitti. La prossima però, va bene? Ok. Andiamo avanti con le telefonate. Ah, sei di... Sì, bene. Ok. Oh, ci sono finalmente. Franco. Oh, chi sei tu? Io sono, aspetta, ti passo Sardina. Oh! Finalmente abbiamo uno che ci sei.
Buonasera. Pronto? Guarda che siete in diretta, eh. Non è niente un calcolo di registrazione qua. Sony, scusa se dico qualche maniparola. Pronto Alfio, buonasera, ciao, un grosso bacio a te, alla tua famiglia, ma in particolar modo alla regina delle canzoni napoletane, Sabrina. Ciao Sabrina, Ciao, come stai? Gianni. Ciao Sabrina. Pronto? Secondo me sta un Sì, problema. Sabrina, parla dall'apparecchio telefonico, tranquilla, tranquilla. Ti piace sta magliettina? Bellissima. Me l'ha regalata mia Questa aspetta, che mattina. colore è? Carta da zucchero. Questo no, Sai che no, una no, volta non lo so. la carta dello zucchero era di questo colore. Saccio che avevo solo chista, capito? E l'ho indossata stasera. Vabbè, Ma perché me l'ha regalato la mia anzi- madrina e il mio padrino. Ah, ho Ecco. capito. Vabbè, anzi che la ce mia l'hai. madrina se- Maria e il mio padrino Lorenzo, Vabbè, detto Enzo Sciacca. meno male che siete venuti e avete portato... Pronto? Sabrina, io ti sento benissimo, sto aspettando che sia giusti la linea. Ciao Franco, ciao Gianni, Oh, Franco. No, quale fa? ciao Antonella, Ciao Sabrina! come state? Noi stiamo bene alla grande, guarda, vedi questa sera che bella puntata? Bellissimo, sto seguendo in TV. Ma certo, dove ci potevi seguire, scusa? Band. Al cinema. Mi sembri emozionata. Quando mai tu? Io? Che? No, abbiamo finito ora di cenare. Ah, ho capito. Beh, allora è il dopo cena. E quando cena la Vabbè, famiglia esatto. privitera, È il dopo cena. e quando cena la famiglia privitera, credimi, Cena. e non finisce qui. Vabbè, dai. Io voglio ringraziare Gianni perché mi ha scritto 2 brani veramente molto belli. E poi se per voglio que- ringraziare perché è uno di questi, è un duetto che sta facendo con me. Ah, clandestinamente, io l'ho già annunciato in radio. Ieri ho fatto una diretta con Franco, al quale ti salutavo, e ho parlato di questa. Ho parlato anche, ho detto una cosa veritiera, che ho detto che ti ho trovato in ottima forma, ti ho trovato molto, molto più professionale. Grazie. Era da tanto che non ti sentivo cantare, molto a napoletanità, quella che un po' ti mancava. Oggi sei perfetta e io ti ho annunciato ieri con Franco, che mi sta guardando e mi ascolta, che per me la voce più bella del sud ha un nome e si chiama Sabrina. È vero. E io ti ringrazio. E per me è uguale, Lascia perdere, lascia perdere. Ma io dico la verità. Io ho sempre detto che le donne devono lavarsi i piatti e non cantare. Con te mi devo un po' ricredere invece. Non me ne volete donne che cantate? Cioè, io è una cosa mia personale, la femmina proprio che canta a me mi fanno Non ti va giù. Non lo Ma che so, cos'è che non ti piace? Che non mi cos'è piace che quando ti fanno aspettare i mariti a casa e loro ritornano tardi perché dicono sono andati a cantare. Beh, guarda, io da 20 anni che faccio questo lavoro. Ancora No. ci sono, un motivo c'è, o no Gianni? Un motivo c'è, perché tu sei un ottimo amico e marito, fratello, che ti vuole bene e ti segue, anche se tu non hai bisogno di queste cose, perché sei una mamma, una moglie, e voglio dirlo, è una nonna speciale, sei anche una nonna speciale. Io ho avuto modo di vederti in quei giorni che abbiamo scritto le canzoni, dove lei mi ha invitato a mangiare, a cantare, una cosa che non facevo da tanto tempo. Quindi Sabrina, tu mi hai un po' così aiutato a uscire un po' dalla mia, come si dice? Io 2 cose c'ho belle nella vita, la memoria, Che cos'hai di bello? non mi ricordo mai. La memoria? Grazie per avermi regalato vabbè. questi momenti, queste ore insieme alla tua famiglia, dove ho riscoperto dei valori personali per me che non facevo da tanto tempo, perché mi pensavo che buon tempo e maltempo era sempre così, invece non dura tutto il tempo. Sei una grande. Cosa vuoi dire stasera? Dai, adesso basta con queste cose, si sono per tacchiangelo. Cosa vuoi ascoltare? Dimmi tutto. Ma guarda, Inseguendo la luce, bellissime, quindi cos'era? sai cosa mi piacerebbe che tu cantassi? Un brano, essendo che sono anch'io una meroliana, un brano di Mario Merola, quello tuo però. Vuole vedere il tuo lato Io- artistico da attore, Io non l'ho cantante attore. io non l'ho preparata questa, non l'ho E preparata. allora un brano che il maestro un Tuccio brano Calogero di Merola, sì.
Uno di Merola, esatto, va bene Gianni. Io vi saluto. Ciao Sabrina, ciao, è stato buon divertimento. Sabrina, e sempre in gamba a tutti. Sì. Clandestinamente. È il titolo del brano che canteremo insieme. Tutte e due, e sicuramente non sarà un successo. Non sarà. Ma dice la così, capito? Scaramanzia. Come una creatura abbandonata, ma per si ha dormito sotto e stelle, facendo la dormire, non mi ha lasciato, facendo la dormire, non mi ha lasciato. Tu non la mia, fatto più bello solo, scitato sulla guarda, la donna felicità, mentre cade per soffrire, ti sana ferita, con bene giocare all'alba. Ti voglio bene, ti mando un grosso bacio a te e alla tua famiglia, un bacio anche al papà di Alfio. Ciao Sabrina, grazie maestro, grazie. Una famiglia che tu conosci moltissimo, un bacio Grande anche alla famiglia Vezzosi. Coniglione. Pronto? Ova. Parla lentamente, pronto? Ascoltaci dall'apparecchio telefonico. Pronto, muto che sono in diretta con Bellarazio, state fermo, Filippo. Io me ne vado in piscina, faccio un sono in tuffo. diretta con Io non Bellarazio, me ne vado, io me ne vado. Io non Fermo, posso. mangi- Io non Muto, posso. mangi questa da voce- l'indicchia e affuchiti, mangi tutta l'indicchia, muto che sono in diretta con Bellarazio. L'abbiamo riconosciuta. Pronto, sono in diretta con Bellarazio, cioè? Bella Razio? Sì, Siete voi lì, il signor Antonilla? sì, siamo noi. Questa è Bella Beh, in piscina. È il programma beh, Bella in piscina. Sì, un minuto c'è mio marito che si sta mangiando tutta l'indicchia, la può mangiare tutta? Possiamo Ma perché Si sta baviando, vi prego. si sta baviando tutto paro, si sta io vi baviando, prego, da mettere il bavaglino, mettete il bavaglino. Chiudete sta telefonata, ve ne prego. Pronto, signora Antonella di Bella tutte cose, di Bella TV, Arazio, Bella. Ma è la signora Pinella. Hai capito o no? Ma da quando Sono io, mi stavo tagliando quel programma, quello là dell'isola, quello Temptation, là, come si chiama? Tempesta. Ho capito. Ma... Dove ci sono là, quello capito, scusi, ma se lei... Vabbè. E ora mi stavo guardando quel programma, quello là della Tempesta, là, come si chiama? Ci sono quelli buttanili, là, quelli che si slazzano, si prendono. Pronto? E poi Pronto? ho girato e visto il signor Gianni Preziosi, ma è veramente lui. Ma che è girato? Cioè dal 6 a 814 ce ne vuole, no? Non è che è girato. Ce l'ho. Sì, perché praticamente c'è è super velocitario, no? Ma il signor Gianni Preziosi è veramente lei? Vorrei dire di no. No, lei me lo deve dire, signor Gianni Preziosi, lei mi è mancato tantissimo, però una cosa la devo dire. Ma può essere che avete qualche 6-7 anni che non ci vediamo? Io ora che lo sto vedendo, un signor Zola che sembra camisa nera. Ma che ci resta? Un goccio di saldatura ci resta. Dice che l'ha messa stasera apposta per me. Dice che è nuova. Madonna mia santa. Come sta, signor Gianni Preziosi? La chiave. Come sta? Doppia chiavica. Ma perché io la vedo bello, sempre simpatico, colorito, bello pimpante, sempre con la voce a cannone, che bello. Scusa, signor ma tu mi hai detto che Pinella era morta. La voce a cannone non ci può No, Pinella, lei era sparita per un po'. Mi hai detto che era morta, è andata al funerale. L'ho
vista ultimamente che stava male Sì, in ospedale, però l'ultima volta sono venuto al suo matrimonio quando ti scudavo di dare una bomboniera. Vi disse che ancora non me l'hai scudata a bomboniera. Vabbè. Pinella, comunque secondo me una come si dice? Questa cosa della un bomboniera l'hanno consiglio. saputa tutti, questa cosa l'hanno saputa tutti. Questa della bomboniera l'hanno saputa tutti. Sì, a me non mi resi, secondo me sta futtivo signor Zori, sta venendo questi 5 euro mercatino dei Pucci. Può essere, vero? Non lo so. Comunque io lascio i panni di Pinella e sappi che ti ho chiamato con cuore. Ti ho chiamato con cuore per salutarti e mi fa piacere bello rivederti bello cantare le canzoni e vederti bene. Un bacio grosso a Nino Marchi. Ciao Nino Marchi, come stai? Grazie. Io sto abbastanza bene e niente, veramente mi è venuto di cuore proprio chiamarti perché è parecchio tempo che non ci vediamo e sai, tante cose non si dimenticano, perché voglio dire, chi dimentica significa che dimenticare non è più vivere. Ecco, e quindi voglio dire, ti ho chiamato veramente di cuore e sto seguendo la trasmissione che vede benissimo, si sente benissimo e ti stiamo ascoltando qua un po' tutti insieme. C'è Luca, c'è Concetto e tra l'altro ti salutano e ti saluti stiamo con seguendo. un grosso bacio affettuosamente. Ciao Luca, ciao Grazie. Concetto. Adesso ti lasciamo cantare e ti ascoltiamo. Un bacio Nino, grande amico mio, grande. Va bene? Ciao Ciao Nino a Marchi, tutti, buonasera, Ciao buonasera. Nino Marchi, ciao, Alla ciao. Magic Music, anche un grosso bacio. Volevo dire un'ultima cosa. Ogni tanto muovetelo il mouse che il maestro Calogero entra in stand-by. No? Ciao maestro Calogero, ti voglio bene. Lui è proprio Ciao così. Carmelo, ciao Nino e ciao Zorro. Ciao Nino Marchi. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao Nino Marchi, grosso bacio. Ci siamo visti l'altro giorno. Salutiamo tutti, ciao, buona serata. Ci siamo dati un grosso abbraccio insieme al maestro Mario Parisi e Harry Potter. Bella Sento questa veramente. sera, Ciao Mario. questa telefonata della signora Pinella, ma soprattutto bella da parte di Nino Marchi. Non me l'aspettavo. Si continua, che fai? Canti? Tu vai dal dottore. Voce a cannone. Che vuol dire? L'ha detta la Cannonese. signora Pinella? Ah, si sente Che bene. aveva voce a Sono contento. Meglio così. Okay. Facciamo così, mandiamo sempre un saluto e ricordiamo dove ci troviamo. Ci troviamo? Poi ti metti in diretta. Ci troviamo a Villa dei Sogni, ristorante, pizzeria Villa dei Sogni. Perché io dice piano piano? Perché? Perché detto così magari ci fai più caso. Ah, va bene, Villa dei Sogni. Ti danno fortuna quando la gente viene e va, piglio il mascio azzurro, chissà dove fermerà. Il tuo piano a destra, trovo solo scritto, studio medico, ti trovi scritto, posso così. Ah, non puoi dire, vieni, si sono lì. Non stai sbagliando, non credevo che vendevi quello che noi abbiamo fatto con il cuore. Bella gente, bella ricca e tutta selezionata, non è sesso da solo accanto alla strada, che mi vedono dopo salutare. Che lo può fare la strada è più sincera, perché poi non sa nascondere, che per voglio fare tutto ma niente. Ma stasera sai che fosse innamorato,
pagai tutto corpo, per fare sì che sa tu gusto. Su Domenico dall'album Passione, per fede e per sempre. Tutti i tuoi regali, ora puoi affidare, anzi fa la cosa, non venite pure a ticare. Sono regalo fatto, senza dolore e senza cuore, e papà di chi? Da paperone, oh, mazza così, non mi dici niente, si sopra lì, non stai sbagliando. Non credevo che vedevi quello che noi abbiamo fatto con il cuore. Bella gente, bella ricca e tutta selezionata. Non è sesso, non si può accanto a strada. Capire dopo passare lontano. Quella colpa più strada è più sincera, ma Dio non manca niente, ma stasera sai che fa sto innamorato, vado al tuo corpo per si può toccare, sta giù gusto. Tu Domenico. Grazie. Il bello della diretta è questa. Sì, sono d'accordo. Si è spento. Cambiamo? Oh no, batteria, non lo so cos'è. E questo... Facciamolo tu prima di me, fumi dopo il tuo primo caffè. Bella cuore giù, piazza dormuta, tu non sai che io sto guardando a te. Quello che io trovo esagerato, ad andare mai una pizzicata. Luca, l'anno passato va a stampa, sempre chi mi dice un Antonella è bellissima, tanto che vado sotto così. Si parla già di prima io la verità, e dopo che non si poteva vedere. Sei una donna bellissima, e come te ci stai soltanto tu. A se rispetta l'uno e tutte stella, mi ricasti la mia che la più bella. Tu riesci a capire ogni pensiero, quando ti faccio c'è stato piacere. Stanno saputo che è sempre molto dolce. Io prima passo già per da fannora. Antonella è bellissima, se ho avuto luce che sta vita mia. Bella e tu, in piscina siamo quello che io trovo esagerato, ad andare mai una pizzicata, riesci a capire e mi vai a innamorare. Bella che tu sei una cosa grande e non lo sai. Sei una moglie bellissima,
tanto che foto sotto non si vede, si sta mangiando per il buio di vita, e no perché mi si pugliera a me, sei una moglie bellissima, e come te ci stai soltanto tu, ma se non sfrutta non è tutto insieme. Mi ricassi la mia chiamata più bella, tu riesci a capire ogni pensiero, quando ti faccio già stanno piacere, stanno sapore che è sempre tutto, io prima faccio già per te a favore, sei una moglie bellissima, sono tutte luce che sta vita mia. Sei una moglie bellissima, ma a tal punto che io sono geloso anche di me stesso. Capita, tu riesci a capire ogni pensiero, quando lo faccio già sento un piacere, stato sapore che è sempre tutto, io prima faccio già per te ancora. Antonella è bellissima, sia punte luce che sta. Sei il punto di luce di questa mia puntata. Voglio! Ma vogliamo fare i complimenti all'orchestra? Posso dire una cosa? Abbiamo ascoltato. Aspetta. Faccio finta che insomma sono in radio. Vai. Dalla voce di Gianni Vezzosi abbiamo ascoltato Una moglie bellissima live. Solo qui, solo su Bella Radio TV. Figlio, volevo fare una cosa stasera che non ho mai fatto. Cosa? Io ho sempre parlato e continuerò a non condividere sta cosa del rap nel napoletano. Non ti piace, lo so. No, se è fatto bene, sì. Che c'è? Che poi? Non ti preoccupare. Allora, dicevamo. Sonny? No, vabbè. Abbiamo giusto il tempo di e poi andiamo in pubblicità, perché giusto si deve fare. Yes. Oh yeah. Occhi al piccolino. E allora, Vezzosi, mi dicevi? Pausa? A te non piace? Cosa c'è? Siamo in diretta? Sì, certo, ci siamo. Dice che dobbiamo fare la pausa. Due parole, dai. Due parole a proposito della canzone rap, cioè a proposito del rappato sulla canzone napoletana. Ci sono delle voci che si sposano bene. Sì. Anche i testi. E il motivo. Ma quando questa cosa non va in comune, è tutta una cosa che al mio orecchio dà fastidio. Insomma, ma è una questione mia personale. Non c'è l'amalgama. Non è questione di mercato, è questione di amore per la musica napoletana. Ma tu ti immagini Sergio Bruni che fa stu viganito non va a nascere mai, stu viganito non va a nascere mai, è puro solo passazione fuori. Ma tu ti immagini una cosa che io voglio fare complimentarmi con Nancy ad esempio, che ha rifatto la canzone Paura. Bellissima. Ha fatto una cosa straordinaria, fantastica, anche perché c'è il maestro Enzo Di Domenico, ma ha fatto una cosa che fa paura. È bella. Ecco, quella non mi ha dato, non me ne volete, ve lo giuro, non me ne volete. Sapete che sono un critico, sapete che io queste cose, qualcuno dice ma perché pure tu l'hai fatta col rap? No, quella è una mamma, non c'entra niente con il rap. Non c'entra niente col rap. Andiamo in pubblicità. Ok, sono d'accordo con te. Facciamo come dice lui. Un posto non soltanto per dormire, ma anche per sognare. Un posto dove crescere una famiglia con amore e dove provare gioia per il resto della vita. La tua casa. La tua casa. Il Centro Colori lo sa e riesce a soddisfare ogni tuo desiderio. Progettiamo e stampiamo bordi, carte da parati, stencil e stampe di grandi dimensioni. Realizziamo qualsiasi colore e decoro per le tue pareti di casa. Centro Colori, ferramenta, idraulica ed elettricità. A Catania, in via della Concordia 142, Centro Colori. Per una vita a
colori. Tempera 13 litri 9,90 €. Glitter 3 €. Ed adesso anche a Jar, in via Luigi Sturzo, numero 34. A Catania ha aperto un nuovo negozio dedicato alle bevande di ogni genere. Non solo alcolici. In grosso e dettaglio. Spegni la tua sete. Goditi una piacevole bibita rinfrescante. Scegli i vini da portare sulla tua tavola. Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti. Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso. Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania. Info 348 10 50 454. Confezione. Acqua Elete Levissima da 1,5 litri, 1,99 €. Coeco SRL, azienda specializzata nel settore del commercio di prodotti siderurgici ad alto livello. Ferro, ferro battuto, zincati, reti, grecate zincate e preverniciate, termocoperture e termopareti, grigliati metallici, asolati, ferramenta, tetto finta tegola, travi, tubi metallici e lamiere. La costante attenzione al soddisfacimento dei bisogni del cliente e il monitoraggio continuo delle evoluzioni del mercato fanno di Coeco SRL un punto di riferimento presente e affidabile nel commercio dei prodotti siderurgici. A Catania, via Campo Sportivo Mister Bianco. E a Messina, contrada a Roccamotore, salita Larderia. Info 095 39 88 64. Coeco SRL, i migliori prodotti siderurgici a portata di mano. Sei stanco di fare interminabili file agli sportelli per pagare i tuoi bollettini postali? A Librino ha aperto City Poste Payment, l'agenzia di poste private dove si possono effettuare pagamenti di tutti i tipi di bollettini in modo semplice e veloce a un costo massimo di 1,50 €. City Poste conviene. Vieni a pagare i tuoi bollettini da noi. Risparmia il tuo tempo. Ci trovi a Catania, in Viale Nitta 3M Librino, presso l'agenzia di scommesse sportive Librino Games. Ambulatorio polispecialistico Nova Dental. Un team di medici specialisti al vostro servizio. Il poliambulatorio Nova Dental offre numerose prestazioni specialistiche qualificate. Odontoiatria e protesi dentaria. Ginecologia e ostetricia. Ecografie ed ecodoppler. Visite ocolistiche. Visite mediche e rinnovo patenti. Medicina sportiva e consulenza nutrizionale. Psicologi, psicoterapia. Nova Dental. Viale Librino 1A, Catania Librino. Info 095 21 61 872. www.novadentalsas.it. Adesso è in Piazza Galatea. Piazza Galatea? Sì, adesso è in Piazza Galatea. È in Piazza Galatea. È in Piazza Galatea. Scusate, chi è in Piazza Galatea? Panineria Nazzarosa si è trasferita in Piazza Galatea. E voi lo sapevate? Panineria Nazzarosa da Giuseppe, da anni tutta la bontà dei panini che avete amato di più. Adesso in una nuova location. Da soli o con gli amici, venite a gustare i nostri straordinari panini con tanti condimenti e contorni di ogni tipo. Tutte le sere in Piazza Galatea e sulla nostra pagina Facebook. Panineria Nazzarosa da Giuseppe. Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio.
quanto è bella questa canzone. Allora, ma dove sei andato? Sono sola? Chissà dove sei andato. Ah, sei là. Sono seduto sulla pietra lavica. Posso venire a farti compagnia? Sì, come no. Scusate le spalle. Ti faccio un po' di riposo, guarda. Ok. Di largasia. Grazie. Stardina di Mary Milani, dove se n'è andata? È andata. Vabbè, ogni tanto se ci sto io qua non è che fa mica male. Quanti ragazzini innamorati esistono al mondo? Quanti ragazzini? Ragazzine. Miliardi, hai voglia. Ma quando però... Ma senza l'amore, il mondo, che cosa sarebbe? Secondo te? Un mondo di me. Secondo te? Un mondo di me. Una persona al mondo che non è mai stata innamorata esiste? Se parliamo dell'amore tra uomo e donna, ma anche tra donna e donna, tra uomo e uomo, perché insomma l'amore non è solo etero. L'amore è ad ampio raggio. L'amore non ho parole io per l'amore, va. Poi c'è anche l'amore per parole, i figli, c'è l'amore anche per i genitori, c'è anche l'amore anche verso un cucciolo, verso un animaletto. L'amore per la musica. L'amore per la musica. Esatto. L'amore per... quello incondizionato, vedi? Questo è un amore... Questo è quello più... non so se dire non è valido. E neanche sbagliato. Tu, l'amore per la musica quanto l'ami da 1 a 100? 102. Tanto. La musica è quella che ti fa uscire da qualsiasi... La musica è terapia. Sì. Però detto con sta musica ti viene gli angeli. Ti viene da piangere, ti viene da ridere. Mi fai gli occhi a cuoricino come oggi? Mi faccio a cuoricino. Oh Dio mio, Franco Spartano. Fortunatissimo. E ci telefoniamo tutti che siete. Tu ragazzina ma senza pensiero. Invece sono sposato e non nascondo. Ma mi piace stare insieme con te. Non so che succede, c'era ti poco. Sto che vicino a te, ma pensa a casa. Scompaio io nel buio e poi ritorno. E si fa poi confusa la mia mente. E tu telefono di giorno, ti penso sempre ogni momento, un chiodo fisso nella mente. E se ne penso e tu non dormo, ma mi dà pure su che settimana e tu volessi stare con me. Non so quale scusa già avuta, quanti ne vado c'era che dedicare. Tu ragazzina innamorata, cosa ti aspetti? Io sono sposato, ti regalassi questa vita. Mamma, avevamo preparato una cosa bella insieme al maestro che voglio continuarla. Volevo morire e non pensare a questa mia vita così incasinata con Leo dei figli, con l'altro l'amore devo accettare questo mio errore e tu hai ragione, voglio anche vivere e non farti male.
con farmacie e gocce e diamo un senso a questa vita. Dio perdoni i miei peccati, ma che metti fuori di me, io non ce la faccio ma passare. Acci pensate pure ma scordare, magari torno sempre alla cercare. Io non vedo via di uscire, ma già sparata da sta vita, sto questa pazzia, vorrei sempre a tu sai tu, sta diventando tutta un'ossessione, tipo come già mi verrà così. Tutto ciò di amanto mi dammi. Questa si chiama Ossessione e la dedicava a una famiglia affamata. Un grosso bacio. Sì, l'ossessione, ossessione, 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 ossessione. Un grosso bacio a mio occhi. Ossessione. Quanta neve sta facendo, tutta bianca è diventata la città. Dio che freddo si congela col respiro, e squarisca dal vincolo, non saprai mai. 25 di dicembre, data che mi fa morire sceneggiati. Cambierebbe tutto questo se potessi dare gli auguri pure a te. Aprirei tutti i regali, ma risate scherzi e baci insieme a te. Quando busso alla porta e vuole tanto, ma la prendo a te. E guardandoti negli occhi puoi dirti anche quest'anno tanti auguri e buona papà a te. Sembra facile spiegarti quanto sia diverso, così piccoli e grandi siamo il mondo nell'universo. Non bastano ragioni, viviamo solamente di 1000 emozioni. Parlavamo spesso senza mai capire cosa eravamo, scherzavamo su di noi, su come un giorno diventiamo. E adesso guardaci, la nostra storia come in un teatro. Siamo io e te soli in un bacio. Se fossi nato angelo ti proteggerei. Forse sembra banale parlare per ciò che sei per me, son sincero. Sei una stella che mi guida in un cielo nero. Non saprai mai, no, quanto mi costa passare una vita, ma senza di te. Senza di te mai. Non saprai mai, no. Se di tuo cielo e subito la dava, io dagnavo a te. Lo sai, tu non lo sai, non lo sai, che per regalo a quel Babbo Natale ho chiesto di te. Solo di te, sai. Tu non lo sai, tu non lo sai, che pagherei mettere anche una taglia per avere te, per avere te. Ma festeggi insieme a lui, festeggi insieme a lui, come hai fatto con me, cuore cuore, a naso fuga per scarpa. Tu non lo sai mai. Nasce un bambino Gesù ma chi muore, so chi io senza te. Senza di te. Tu non lo sai, non lo sai. Cari tuo cielo stava la nottata. Buonasera. Grazie. Sai chi è? Certo che lo so. Così. Prince. E cosa fa? Lui è un rapper. Prince. Prince. Pare un nome No, non per lui, anche voglio dire, ci stessi nomi. Io lo conosco così come Prince, tu come lo conosci? Ma cambia nome, è un grande. Perché non si chiamava ad esempio il nome com'è? Dobbiamo chiedere a lui il suo perché. Nome. Ivan Prince, dai. Ivan come? Ivanotti. Ivan il rapper. Ivanotto, Ivanotto, vabbè. come Giovanotti.
Ivanotti. Però Sto Ivanotti non è male, devo dire che non è male. Ivanotti è una roba nuova. Abbiamo capito che abbiamo telefonato, tanto non mica una pronto? telefonata ci allunga la vita. Pronto? Gianni? Ciao. Gianni? Ciao. Abbiamo una sicura di sé. Ciao. Sono la mamma di Nunzio Bulla. Chiama da Drano. Nunzio Bulla. Ah, A Drano? Tutta la famiglia Bulla. Bulla, ti bullare, no, Hai una bellissima voce. Prince. Prince. L'abbiamo Ti ha scoperto. fatto piacere. Ti ha fatto piacere quando sei venuto a casa nostra. Io mando un bacio a vostro figlio, so che sta curando la voce. Sì, non c'è sta anche là, guardarti. Ha avuto un bel anno, ci annuncio un grosso bacio a te. Ma salutiamo anche la famiglia Lanza, presto Giosuè, uscirà 2 duetti con me, mandiamo un saluto a Giosuè Lanza e anche all'amico mio. Al papà. Ah, Angelo Bulla. No, a parte non fare confusione. Non fare confusione. Non fare confusione. Nunzio Bulla insieme alla famiglia Lanza, un grosso bacio. A Nicola. Va bene. Nicola e il figlio Giosuè. Ciao. Grazie per averci chiamato. Ciao, alla prossima. Ciao. Ti puoi Volevo ricordare il numerino. Una moglie bellissima. E già l'ha cantata, dov'eri? L'abbiamo cantata prima. L'ho sentita. Ah sì, è un brano bellissimo, a suo piacere. Va bene. Va bene, ok. Ricordiamo il numerino telefonico. Le puoi cantare tutto è possibile, quello che è uscito con mio figlio. Se c'era suo figlio qua, sì. Sì. Cara Tutto signora. è possibile, sono sapere. Grazie, ok, numero 1. Grazie, ciao, un grosso bacio a te e alla tua mamma. Ciao, buona serata. 388 82 92 885. Se volete chiamate. Basta chiamare, per favore. Basta. Io già non sopporto il telefono. Vuole cantare. No. Gianni vuole cantare. E Facciamo tutte altre cose, ma basta, facciamoci un bagno in Va piscina. bene, ci facciamo un bagno in piscina. Che cazzo- Ma che- tu che cavolo siamo a sei fare? venuta in costume? No, sono solo con le mutande, forse neanche le ho messe. Forse Quando tutti vanno non via. lo so neanche se le ho indosso perché sono andato via con la fretta. Comunque Con la premura. non sono Pronto? fatti. No, Basta. lo prendo, non lo prendo, non lo prendo. Sì, non parlare volgare. Oh. Pronto? Cos'è che ridi? Perché ridono? Perché ridi? Perché ridi? Zolo, perché ridi? Sei scornuso. Pronto? Non lo so, madrina, perché ridi? Antonella, non me ne volere, ma è un modo di porsi questo qua. Posso andare in regia da Sonny? Posso andare in regia? Posso... No, ma mi dovete inquadrare però. Devo andare in diretta qua. Pronto? Chi è? Meloma Villa! Chi sei? Chi sei? Pronto? Chi sei? Io devo andare un bacio qua. Allora. Ma ci sono, aspetta. Sì, dovete essere più veloci, più dinamici. Vado là così, ecco. Dalla Mezia. La Mezia? Chiamano dalla Mezia. Non puoi staccare l'audio là e parliamo con noi, si sente Come ti Facciamo finta che chiami? non stiamo parlando, invece parliamo noi in diretta proprio, capito? Gianni, ma quando vieni la Mezzoterna? Senti una cosa, ma ci sono altre Gianni, puntate di c'è il queste cose bimbo. qua, belle in piscina. Hai concluso tu? Aspettate un attimo. Porca miseria, iniziava a piacermi questa cosa. Un momento. Gianni, ma quando vieni Adesso la devo fare un Mezzoterna? com'è quella cosa? Quello che si va in giro con le macchine. Bella on the road. Bella on the road. Ma Gianni, ci ma sono quando anche... vieni la Mezzoterna? Tu devi essere presente obbligatoriamente. Sì, allora quindi dobbiamo dire... Pronto? Come si dice? Aspetta. Che Dio ce la mandi buona anche per... Aspetta un attimo, un Abbiamo momento rubato un po' di linea solo. da Antonella, lei non lo sa, l'abbiamo lasciata sola. Ecco, siamo qua. Sì, Adesso io ti vado- sento, ma tu chi sei? Ritorno, faccio ritorno. Sì, base. sì, io ci sono. Aspetta Però un non vi attimo. sento bene. Ok, aspetta un attimo, aspetta. Grazie. Allora, Ah. eccoli qua. Buonasera. Tu te la chiacchieravi, per i fatti tuoi. No, eri tu che eri in diretta, eri in diretta invece... No. Sei sempre Pronto? un mattacchione. Co- È co- un co- mattacchione, è un mattacchione lui. No, è che questa è TV. Eh? Scusami se ti ho fatto il piedi. Non ti Non pensare preoccupare, male. figurati, un piedino più, un piedino Stai più. calmo, Franco, non ti preoccupare. Pronto? Pronto Gianni, buonasera. Buonasera, con chi abbiamo l'onore e il piacere di parlare. Allora, sono Caterina della Mezzoterna, è un onore parlare con te. Oh, madre mia, bella che tu pappa di musa, siamo nato. Allora lei... Allora Gianni,
c'è mio figlio che ti ama, ti adora e ti vuole salutare. C'ha Comando 7 io. anni Certo. e sa quasi tutte le tue Ci devi canzoni. parlare, Certo, ma io voglio bene a tuo figlio, guarda. Ma di dove sei dalla Calabria? Dove ha detto dove? La Mezzia Terme. Calabrisella mia, Calabrisella mia, Calabrisella mia, facci m'annora. E lallero, lallero, lalla, sa Calabrisella morire mi fa. E lallero, lalla, ascolta Radio Bella, che bene ti fa. Oh, Duia. Gianni! Oh! Gianni, mi senti? Sì. Ma chi è? Sei il re di Napoli, il re di canzoni napoletane. Io sono dalla Mezzia Terme. Ho tutti i tuoi CD. Qualche sera ti chiamo e facciamo una serata a casa mia, guarda. Solo se mi offri l'anduia. Guarda, mi senti? Sì, quando lo chiami? Sì. Dico, Qualche sera ma qualche sera Sì. quando? Qualche sera? Prossimamente è un onore veramente. Ok, voi per tutti i vostri contatti chiamate a Bella Radio, vi informate e loro vi mandano tutti i cantanti del mondo. Grazie. Ok. Oppure la Neomelody Sound per quanto riguarda me, potete chiamare anche grazie alla Silvestra. Comunque i contatti Gianni Vezzosi sono tantissimi. Anche in radio. Basta telefonare. Basta che non mi chiamate al mio. Basta che chiamate a me. Grazie Gianni, è un onore, un bacione grande dalla Mezzia. Ciao Calabria, un grosso bacio a tutti quanti voi. Ciao, un bacione anche a voi. Ciao. Ma Calabria è bella. La Calabria è bella. Molto turisti, cose. Non ci va a farti il bagno a Anche la giorno. Sicilia non è da meno. Perché noi che siamo? Lascia perdere. Lasciamo perdere la Sicilia. Lascia perdere con tutte queste Perché motte, lo lasciamo questi perdere? profughi, questi immigrati che le acque sono inquinate, le fogne sono intasate, i soldi sono Senti, schifati. E se tu dovessi fare una canzone. Se io dovrei fare una canzone su salutiamo il maestro Salvo Cantone. vabbè. Se tu dovessi scrivere una canzone su tutta questa roba qua, che cosa diresti? Come la canteresti? Una Sicilia che non ti piace? L'acqua, il mare, la Sicilia che non mi piace. Una Sicilia che non ti piace. Te lo Come la dico canteresti? così, improvvisiamo. Improvvisiamo, dai. E che giornate sole che aggiornavo, e vicini da scuola si finì, e non c'è giorno che non vado a mare, fino a non giocare satisfatti. I femmini catania sono più belli, chissà, forse perché fossero solo i piedi fa spugliare. La sera una passata lungomare, sai che si dice sul lungomare? Si scoprono i pensieri all'arrivare. Catania vita mia, tu se lo sai quanto ti voglio bene, è solo tu Catania lo capire, quando succedono queste cose strane. Catania vita mia, ma la notte ti fai camminare, sopporti di luna e bella mare, quando d'alzata si senti sparare. Catania vita mia, Catania terra mia, Catania terra mia, Catania terra mia. Gianni Vezzosi è nato a Catania per sbaglio, per errore, anzi per capriccio di mio padre. E cos'è stavano così? Toglilo. Va. Capriccio di mio padre. Mannaggia, io stavo tanto bene a Milano, papà, ma tu perché mi Ma perché ti ha fatto hai fatto partoriere?
come si dice, partoriente, si chiama Felice Ferri. Ha fatto nascere a Catania, vabbè, dai. Felice Ferri lo sa come si dice, poi mi telefona e va me bene, lo dai. dice. Che ci vuoi fare? Prince, Anch'io sono Prince, nata a Catania, però Prince, sono contenta. Prince. Che Ma devi è sta fare sta con- cosa, Prince? Che Boh, devi no. fare con Prince? Pronto? Pronto? Ma ancora stai cantando che sei che sia? Non ascoltate. Siamo come sulle Natale. Che sì. Cioè, quando finisci io già sei romeno. Vabbè, Ecco, 50 c'è qualche secondi. 50 secondi. La faccio tu. 45 secondi. La faccio tu pazzo. Ascoltate dall'apparecchio telefonico. Allora, Pronto? quindi io vado a casa e mi vado a vedere. In pratica. Bene, bene. Chi è là? Telefonata? Ma non va. Chi è là? Ma aspetta 50 minuti. No. Ci sei? Pronto? Perché quando chiamate non ascoltate dall'apparecchio telefonico? Perché? Ma perché gliel'abbiamo detto tante volte? Loro parlano in TV così. Pronto? Ma io non da piagne. Pronto? Allora, a Catania che ci vuole. Pronto? Andrea Zeta, no, Andrea Zeta, sono Gianni Vezzuto. Ciao Andrea, un grosso bacio Andrea. Meno male. Pronto? Pronto? Sì. Pronto? 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 Ma secondo te sentono? Non... Pronto? Ma io non ci volevo Ma bene. ci stai ascoltando? Pronto? Sì. Ci ascolti, senti? Ma io non so. Siamo qua. Ma fa così ma perché mi hai detto che non siamo in diretta? Che siamo in diretta? Ma che stiamo giocando qua? Oh, io sono un po' impazzito qua. Allora, Se non fosse per sta piscina. secondo me, se tu ascolti quello che ti dico io e fai come ti dico io, Pronto? l'abbiamo capito. Pronto? L'abbiamo capito. Pronto? Mi dai... la sorella di Gianni Vessosi. Ti scemi sono dalla mia Tua famiglia. sorella! Un primo sogno io. Cioè, Ma chi sei tu? Quale sorella sei? Lucia. Sei Lucia? No, sono c'è tuo papà in diretta, tuo papà. Per favore, che mi domanda soldi, magari in diretta. No, io non domanda soldi dove sono solo. No, perché tu gli hai detto perché fatto nascere... Quando mi cerca solo che vuole qualcosa. Perché tu gli hai detto che ti ha fatto... Digli che non ci sono, digli che siamo in pubblicità, digli qualcosa. Ha detto che non, signor Mimmo, signor Mimmo, ha detto che non, mi ha detto di dire che non c'è. Come Non lo so, lui mi ha detto, gli devi dire. Ti ha fatto bene le persone magari Mi ha detto, gli devi dire che non ci sono. Lui me l'ha detto. Sei bugiarda, sì. Ciao papà! Ma come? Che brutta figura. Giovanni! Vedi il saluto, Giovanni, vedi che saluto, io lo so. Giovanni. Ai telespettatori che ci seguite da casa, cambiate canale in questo momento, poi vi ricollegate dopo, guardatevi la diretta venerdì, quando è la diretta? Aspetta. Guardate la diretta venerdì, spegnete, andate Papà, ciao! Ciao papà! Stavo dicendo che sei un papà meraviglioso. E io aspetta a te che non era figlio, no? Ma come? Dove andare a prendere a tuo papà e non ci sei andato? Papà doveva venire a prendermi lui a me. Ma papà, però non mi fa fare figure di merda, mo siamo in diretta, capito? Però, dai. Cosa devo guardare? Io mi sto rincoglionendo solo. Papà, mi guardi, mi vedi, mannaggia mia, mi vedi? Certo che ti vedo. Papà, non mi fa fare figure di merda con la televisione. Queste sono cose nostre, comunque dovevi venire a prendere tu, papà. Io sono a piedi. Ma come che non mi diceva? Papà, parli in italiano, papà. Parli in italiano? Scusa il mio papà, lui, papà mio quando parla in italiano è un fenomeno. Non vedo perché non deve parlare poi. Papà. A morire il giorno perché sta ridendo. Perché sta ridendo il giorno. Ma no, rideva 50 minuti fa, papà. Mo se lo vedi adesso non ride. Ciao. Ciao papà. Ciao. Mamma, chiudi, mamma. Faccia la puntura della cosa, l'insulina Però io glielo mando a potevi chiedere quella cosa di Milano, Catania, perché ti ha fatto nascere... No, una volta che ce l'aveva... Che dici, papà, quando comincia a parlare...
Ok, come vuoi. Papà! Ma scusa, ma Chi ti te lo prego, dice? io sono giocatori, mi stai parlando in italiano. Cazzo, sta cosa è giusta, è vera, sai? Ci sto pensando anch'io. La verità. Papà, senti una cosa, dice Antonella, come mai io sono nato a Catania? Ah, come mai? Sì, come mai? Capitavo che la Catania per forza. Ma perché? Lo so questa cosa. Ma perché- se lei è andato a Milano, chi glielo porta a tornare a Catania? Fra 50 sono fenomenale. No, Sì. non... Che ha detto, signora? Ah, fenomenale, c'ha la ora. Ho capito. No, non voglio morire. Quella Va bene. arriva. bene. No, non posso Ciao, neanche saluto a allocare. tutto il gruppo, a Giorno. Sì, vai a letto adesso, non rompere le palle, dai, vai a letto, vai a dormire. Vai papà, ciao, un bacio, ci vediamo domani. Fai qualcosa di buono da mangiare che venga a mangiare a casa tua domani. Ciao. Prepari cose buone. Che cosa ti piace? Cosa ti piace? Tutto. Io mangio di Cosa, tutto. cosa vuoi mangiare domani? Dai, così glielo diciamo. Sì, vabbè, fa la spesa io. Che ti pensi? Che vado là, già trovevo pronto. Ma va, ma smetti. Mamma, ti mando un bacio. Scusa, Mamma. potevamo approfittare, no? Mio nonno si chiamava Giovanni Vezzusi, il mio nonno paterno, ed è nato a Catania. Sta cosa Giovanni Vezzusi, nato a Milano, non gli andava bene. Dice, ok, il mio primo nipote, Gianni Vezzusi, nato a Milano. No, sta cosa non va bene. Vieni a Catania, ha messo mia madre incinta, è andata a... Papà, hai fatto Luca sì. Pronto? Giovanni. È un altro. No, ma è sempre tuo papà. Giovanni? Sì, buonasera, adesso ci siamo. Giovanni? Sì. Che so se... Oh, ero sveglio. Io sono sveglio. Giovanni? Sì. Chiudiamo. Sono Angelo. Angelo Angelo. Viglianesi. Angelo Lavaro, un bagno copa. Sono stessi. Compagno di tuo papà. Sono uguali. Ecco perché. Ha la stessa età, hanno lo stesso diabete, giocano a calcio insieme a Parco Falcone. Ma Marco Falcone, Giovanni. Fanno un casino della... Ho capito. Sì. Come è fare con te, Giovanni? Non mi saluti. Sì, io ti supplico, chiudi. Ti voglio non può bene. fare. Su, ti supplico, chiudi sta telefonata. Ci vediamo domani in Piazza Falcone che ti venga a trovare. Oh. Io non ne posso più. Meno male che Ma l'ultima fai puntata. questa canzone, la canzone. Ciaca si chiama Cavallaro, già me la sto fastidio. Va bene, a posto. E ti mando su da te e tutta la tua bella famiglia, sperando che domani mi offri il caffè al Parco di Falcone al chioschetto. Questa è la pubblicità che ho fatto. Ciao, buonasera. Un saluto. Respiriamo un po'. Sei stanca? Respiro. Sei Quante stanca? volte me la chiedono? Sei stanca? No, stavo pensando alla canzone. Respiro. Sapessi quante In siciliano come volte si al chiama sta giorno canzone? me la richiedono. Shadow. Shadow dome cori. Vai maestro. No, sta puntata io non me la ascolto più. Neanche io, Mi guarda. fanno morire. Soprattutto la telefonata di tuo papà. Dal mio nuovo album per fede, distribuito dalla GS Record, marchio Giuseppe Sant'Rosito. Guarda chi non può capire e respiri te. Poi pensi unico e solo, sei soltanto tu. Ma perché non può capire? Tu metti soltanto tu e nessuno più. Si cammina, si può parlare, si respira, si può mangiare, si pensa tutto che questa è grazia a te. Ma perché non può capire che si abita a me? Se tu guardi sotto me io ci trovo a te. Perché si vede che nasce, si va a dormire, si può cantare, si ti pensa tutto che questa è grazia a te. Tu respiri fino in fondo dalla mano e non c'è sta niente
non mi piace. Io mi sceteggiato sì, io mi pensiero, ma soltanto tu sai fare, c'è tornato. Soccio puso pure io, c'ho scemenzo, a che ti fa sconcerare tutte le vite. Tu respiri fino in fondo e io ti sento, perché insieme noi siamo una caratteristica. Voglio dare un saluto alla famiglia che ci tiene tantissimo, poi Zerbo, la famiglia Zerbo. Francesco Alfio non stava tanto bene e io gli auguro una pronta e guarissima guarigione, ha avuto la febbre. Abbiamo preparato ieri, siamo stati a Paternò, no? Ci siamo andati a fare le prove, come si suol dire, e avevamo preparato una canzone, Bella sta famiglia mia, sì, che poi c'erano anche dopo delle altre cose attaccate. È vero, maestro? È vero? È vero. Pensi sì, ma tu sei sempre lo stesso, non è che solo voglio dire, tu fai tante serate, ti vedo un po' triste stasera. No, non è ma come? Ti dico la data e sei impegnato, ti dico l'altra data e sei impegnato, vi dico siete sempre impegnati, avete 200.000 date. Ora si liberano. Ora liberatevi e suonate con me e basta. Bella sta famiglia mia, vai! Oh! Proprio perché abbiamo nominato Alfio, abbiamo dato il vaso e una prontissima guarigione. Da prima mattina già stai in la cucina, ti fanno fare a te creature e poi compagni a scuola, che se fai tutte le mattine senza dire una parola, mentre a quest'ora ci fatto io ne fatica. Torno a casa correndo per spandere i panni, a giusto niente pomeriggio a che le case mangia, mentre che fai il suo servizio starate appicciato, qui a voce mia che tu dice ma fa compagni. Bella sta famiglia mia, che lo sono sti figli miei, mi hanno regalato questa pace, si sono tagliate tutta grazie a te. Bello sono tutti gli ormati, io con te mi sono tagliato, e grazie a te perché t'ho condannato, con te mi sento un marito vero. Bella sta famiglia mia, bella sono sti figli miei, ma io mi passo la notte per i miei dormire. A 19 non si in autostrada, si testimone sta celebrità, sai quanti foti di strade e di piazze, a pizzerino sono me cantava. Ma però mi sono cantato, se sento mezzosi che piazze ma fermo, tanto l'amore ma accende parattiera, e che si storie sotto verità, ma che dico con chi sta carcerato,
dedica per tutti i calzonati. Ma chi non è venuto e chi sta malato, vedete di dolore. A 19, grande canzone, ciao Marco Fabiani. Grazie ragazzi, grazie, queste cose che io rientro. Tutto a posto? Bellissimo, Oh, stupendo. Hai visto? Basta telefonate e siamo più tranquilli. Guarda, questa sera stai facendo un regalo bellissimo. Veramente? meraviglioso. Lo pensi veramente? Io lo penso veramente. Grazie. Io lo dico con tutto il cuore. Merci, grazie anche alla regia. Con tutto il cuore. Ti ringrazio. Beh, peccato che sono finite le puntate, ma l'anno prossimo si farà ancora Bella in Piscina 2. Ma si farà Bella in Piscina. Ma sempre qua? 2. Scopri, poi faremo tante cose, studieremo altre cose nuove. No, studiare no, per favore. Facciamo delle No, cose nuove. studiare no. Non le studieremo, va bene, ok, non studiamo. Facciamole, basta. Facciamo delle cose nuove. Questa Ok? cosa on the road, come si chiama? Bella on the road. E tu un po' come Prince. Troppo bella, è Bella on the road. Prince, on the road. È difficile. Facciamo il grande Il grande fratello, io voglio partecipare. Facciamo gli artisti contadini. Per forza. Pronto? Gli artisti contadini. Bene. Pronto, ciao Gianni. Grande fratello Zappatura. Pronto, ciao, come ti chiami? Da dove chiami? Come Sono sai? Giuseppe, da Palermo. Giuseppe di Palermo, sei? Quale zona? Quale zona? Della Noce, forse. Zona Noce. Noce. Oh, io l'ho detto pure. Ma che sei? Ma che sei mago? È Mavaro? Sei Mavaro? No, Senti, no, bella donna, e non dire brutte parole. Non dire queste brutte parole. Valore. Un saluto a Palermo. Intanto vado a salutare i miei genitori che ti guardano dall'Olanda. E poi niente. In Olanda, Gianni, di chi fa? Gianni Vezzosi internazionale. In Olanda non hanno niente da fare. Questa puntata mi è sembrata tutto un déjà vu. Che cosa? Tutto un déjà vu. Che cazzo è vuol sembrata dire? tutto Un déjà vu. È una Un brutta déjà vu. parola. A forza di sentire basta, sempre dal dispositivo. Era un déjà vu, era sempre replica. Ma cos'è? Che è una brutta parola? No, è una No, cosa parole non te positiva. le sto dicendo. Mettiamo il sottotitolo, cosa significa? Cosa vuol dire? Déjà vu, una parola francese. A me pare una cosa brutta. No, è una cosa bella. È una cosa bella. Comunque Gianni, un pezzettino puoi cantare in situazione. Io voglio salutare la famiglia Spino, questo un bacio a mio fratello Guido, alla moglie e a zio Piero da Palermo. Mando saluto a tutta la mia seconda città natale, diciamo, un po' questa Palermo che io amo tantissimo, e nel CD Passione, per Fede, c'è una canzone dedicata alla mia persona e a Palermo che mi ha dato e continua a darmi veramente tanto. Non che Catania non lo fa, Catania è un po' diversa. Catania non è come Palermo che si riuniscono i comitati. Qua a Palermo quando si fa una festa in piazza la deve pagare solo una persona, oppure a volte non ci accettano neanche più permessi, tutte queste cose. Sta diventando un po' difficile, Catania. Quindi ho preferito per quest'anno di non fare feste in piazza a Catania, una cosa mia personale, come ho deciso per 2 anni di non farle a Palermo e per 2 anni non sono andato. Quest'anno invece ci devo andare per forza, che sennò poi si scordano e abbiamo finito di lavorare. Non dimenticate. Quindi Catania io amo tantissimo, ma non è il momento di fare le feste in piazza. Per quanto riguarda Gianni, fammi dire sta cosa perché è l'unico balcone dove io mi posso affacciare e poter dire questo, gridare a Catania questa cosa. Quindi feste in piazza, non mi incontrate per l'estate e mi dice sempre la stessa cosa. Gianni, ma non canti più. Gianni, ma a Catania non canti più. Gianni, no. Perché applausi? Perché? Applausi. Perché hai detto quello che pensi? Guarda, Perché sei sincero? Perché sei sincero? No, tu lo sai che io sono critico. Per la tua sincerità meriti un applauso. Se qualcuno... Sì, ma sto parlando proprio con lui di Palermo. Stiamo parlando con lui. Giuseppe, della Noce. Sì. Piacere in parlazione, se è possibile. Mi sa che non è possibile. Meravigliosamente? Non lo so.
abbiamo un gruppo base, non abbiamo provato, anzi quello che fanno è già un miracolo perché accompagnano 100 cantanti al giorno, quindi fanno i Un altro miracoli. titolo, dai, non c'è due senza tre, non c'è due senza tre, dai. Fai tu. Faccio io volevo fare la mia anima, però non lo so, poi bello, ma ce ne sono tante le canzoni che La mia anima, non ci basta una puntata bello, non basta. o neanche una Non può giornata, bastare, ma non neanche può una bastare. giornata ci Neanche- basta. Neanche una 30 anni giornata. di carriera. Ciao Gianni. Sarebbe Ciao bello grandissimo anche- Giuseppe, un grosso bacio a te, a tutta la tua Ciao. bella e fantastica Palermo che io amo tantissimo e mi manca l'odore A del me sigaro. piace Attimi, ad esempio a me Un grosso piace bacio, ciao Giuseppe. Ciao Gianni. Ciao carissimo Giuseppe, La ciao. mia anima, Attimi. Beh, quella è un po' insomma, la storia che racchiude Gianni Vezzosi, 30 anni di storia, attimi, The Voyage Bands, ma ce ne sono tanti, un marito fidanzato, tu non lo sai, ci stanno, ma sono proprio lettera a papà, la signora Vessetti, sono troppe le canzoni. Quante Sarebbe... sono troppe quante? Quante? Le contate mai? Quante sono? Quelle diciamo che sono state registrate. Ma sono tante, ma... Non quelle che hai scritto, perché se dovessimo No, non si possono, non si può. Quando ti sposi io sarò mi sei invitata a spiare a sapere quando si perde, quando il tuo cibo ti dirà, quando ti sposi io sto là, si te la metto a Luca per fare in modo che in chiesa non arriverà. Tu che ti aspetto lo sai, ma già stai con me. Mentre fare l'amore di tuo scuri sopra, è il momento migliore, non faccio tremare, la mia anima scena, ma ce non ti darà. Se quel giorno quell'auto non mi facevi spantare, io posso vivere con me, non me l'aveva sposare, se tanti che ti cibo, già di non me la sarà. Se io ne vedo l'otto, e io ci avrei Gesù, la mi chiamo davanti, non c'è di più, e tu invece di scusa, scordando te, dopo un anno, che io letto la vita a te. Dentro quell'auto lo sarò, quando tu vorrai sposare, per fare in modo che in chiesa non arriverà. Tu che ti aspetta non sai, che già sei con me. Mentre fare l'amore dei tuoi scuri stollati, nel momento migliore non faccio mai, la mia nascere, ma ce non ti darà. Se quel giorno quell'altro non mi facevi sbandare, io posso vivere con me, come da me vai sposare, da te che ti cibo, da non me la sarà. Se io ne vedo l'occhio, e io ci avrei Gesù, la mi picavo per mano, ma non c'è direzione, e ti invece mi scusi, scordando di me, dopo un anno, taglieretta la vita a te. Nel giorno dell'auto non mi facevi sbagliare, io posso vivere, ecco che doveva sposare. Arriva! Via bella in piscina! Però L'artista Gianni Vezzosi. Mamma mia. Grazie. Bella, Guarda, sono rimasta qui, ero senza parole. È bello sul rumore della Guardavo piscina. cantare. È bello. È bello, sentire, sì. sembra che siamo sulla riva del mare, non so, sul lago di Garda, lago di Garda. Lago di Garda, mio padrino, sai che ha fatto il bagno là. Come hai potuto fare il bagno nel lago di Garda? Però non piacciono i laghi, non piacciono i laghi.
Ci sono i pesci. Ma si possono mangiare i pesci sul lago? Sì, ci sono i pesci commestibili, anche da lago. Allora sai che faccio? Non sono- Domenica ti porto sul lago. Vabbè, dai, ci vengo. Domenica ti porterò sul lago. E la sarà più dolce visita. Faremo il giro in barca, possiamo anche pescare e fingere di essere sul mare. Amore mio che fame e spaventa. Vabbè, io però voglio dire, Ma è finita? basta. A voi vi piace sta cosa? Com'è finita così? Salutiamolo. Fabio Concato, salutiamo. Ciao Fabio. Ok, ciao. Fabio, amico mio. Pronti? No, la Ferrera. Ciao Fabio. Non è che c'è qualcuno Pronto? che- Pronto, buonasera. Speriamo che questo... Pronto, già mi stai scandando. Pronto? Pronto, Speriamo buonasera. che sia la volta buona. Buonasera a tutti. Buonasera. Numero uno. Un bacio a Palermo, vero? Sei palermitano. Sì, sono Mario. Si sente la voce. Mario Lui si chi? chiama Mario. Mario Abbate. Mario Abate. Però, No. però, Mario. insomma, il nome però è Un saluto bello. a tutti voi. Lui ha un nome come un grande artista. Certo. Mario, rimani in linea. Tu vedi come fa sta fantasia. Se te ne radio libera canta. A nostra luce viga una Maria. Una compagna di tanto tempo fa. Pronto? Vuole fare una tecnica? Decidi. Ah, ciao Rita a una persona cara, a Maria Abate. Scegliete io. La canzone che c'è stato. Un bacio a Alex Risi. Che sta canzonita ci dedicherà con tanto amore, questa canzonita è nata per acciare che fa se tempo passa e se non vero ti ricordo te quanti ricordi fanno tu tutte su che fa che passa chissà non si finisce un ritrovato dove l'amore si va tancata tu gli stico chissà che sta canzonita ci dedicherà ciao papà con tanto amore questa canzonita a te. Ciao Mario. No, sono un marone, grande. Come stai Mario? Stai bene? Io a posto, già a posto. Ah bella vita Mario, che morri a fare. Abbiamo parlato un po' palermitano. Sì, sì. Mario si chiama proprio Mario Abate? Sì, si chiama Mario Abate, sta cosa è strana. Ma sei di Napoli? A giorno, a notte, a tutti. Fa 50 minuti ci arriva. Non è di Napoli, è di Palermo. È di Palermo e quindi è un Diamo un cognome, saluto anche allo Zen. è un cognome palermitano, un cognome Ma tu siciliano. devi sapere Abate. che Abate era un siculo napoletano, era una cosa, tu sai che Ho capito, e per il Alfonsina discorso Abate- del regno delle due Sicilie che poi devi sapere che Mario c'è questa Abate cosa qua era- e quindi ecco, vabbè. è un po' come la figlia di Villa, Manuela, no, capito? Sì. Che è cresciuta a San Cristoforo, ad esempio, poi invece dice che è romana, invece è catanese. E invece è catanese. Dobbiamo? Vabbè. Oh, prima mi invitassero, prima mi avete invitato e poi mi dite di stringere. Oh, ma possiamo stare qui tutta la notte. Era meglio che non me ne ero. Possiamo stare tutta la notte. A questi illumini domani non chiossai. Oh, no. Fammi sfogare.
Io è uno sfogo maschile. Momento sfogo. Sfogati. Momento sfogati. Sfogati. Se ero un pistolero, che ad esempio ero... Maestro, per un pugno di dollari, ragazzi. C'è il fischio. Johnny, ho avvistato degli Apache. Sì. Stanotte faremo buona guardia. E dove? Dietro le montagne. Manderemo qualcuno. Manderemo Ringo, che gli fa... Ok, sono un culo così. Si può così dire come? culo in televisione. Così come? Così. Non guardare le mani, guarda le braccia. Si può dire, ormai lo dico. Ma le mani o le braccia? A chi se ne frega? Un culo così. Ci facciamo un culo così, Ok, va state- bene. se io ero un pistolero... Vengo anch'io. No, tu no. Ho le pistole. No, tu no. No, tu no. Tu Guarda come girano. guarda come girano cosa? Le pistole. Le pistole girano. Tu sei un po' volgare, secondo me. Com'è? A te nessuno ha imparato l'educazione. Spartà. Gianni, Allora, prima ha detto me l'ha data, poi l'ho data, poi mi girano, e poi l'ho presa, e poi queste parole dobbiamo un po'. Io sono una gringa. Dobbiamo mettere il bip. Mica. Tu dici, io non bip. Io domani vado a bip. Io ti faccio un bip. No, ma quale bip? Ormai non si usa più. No. Si usavano una volta. Ora. Si può dire tutto quello che vuole. Veramente? Tutto quello che nella mia vita non ho mai detto. Che ore sono? Tutto quello che non ho mai detto. Bip. Sono le 23:06. Puoi fare. Bip. Vai. Bip, Dopo le 22:30. bip. Vai, a Poi ruota bip. A ruota libera, vai, lasciati andare. Bip. Scarica. Musica, messo, bip. No, non riesco. Ma che ne sai tu che ridi? Ma che Questo? Ma che capito? Quanto abbiamo? Un altro ora e mezzo, dicono. Un minuto? Un minuto per dire un minuto di cazzate. Vieni qua. Un minuto. Va bene. Dio, quando è bello in un che- minuto ti puoi incazzare quanto No, vuoi. in un minuto voglio dirti delle cose mie particolari. Uno, mi dispiace che Bella in piscina è finito. Uno. Due, avete fatto una cosa molto favolosa, fantastica, perché avete dato l'opportunità a me. Gli altri no, non hanno bisogno dell'opportunità. Un saluto a Corrado, mando un grosso bacio alla famiglia Stramondo, gli voglio un bene dell'anima. A tutti i ragazzi, a Celeste, che ha partecipato qua, Celeste. Ha partecipato Angelo Mauro. Gianni Celeste, Angelo Mauro, Corrado e Gianni Mezzosi. Basta. Io ho visto purtroppo la replica, ho detto anche a lui, ho visto solo la replica di Corrado. Un grosso bacio, Corrado, a te tuo figlio Andrea, che voglio bene veramente tantissimo. E forza Andrea, continua così, stai facendo delle belle cose. Un modo per dirti, peccato che è finita l'ultima puntata, voglio ringraziare l'orchestra. Te in primis, Meli Milano che ha fatto la pubblicità. Salutiamo a Meli Milano, ciao Meli Milano. Spartà che ci teneva tantissimo a questa mia puntata. Sì, ma a ci tenevamo Sonny, tutti. a Sonny che ha avuto da fare stasera, mica. Tantissimo. Alza, bassa, fa. Guarda che lui è... Il camera per il nostro amico come si chiama? Lui si chiama Alberto. Sul nome non mi piace. Alberto. E come lo chiamiamo? Come? Sordi. Dillo tu. Sordi. Sorti? Alberto. Alberto Sordi. Vabbè. Alberto Sordi. Ma soldi. O Alberto Lupo. Buonasera, dottore. Alberto, fai l'ululato. Ma l'ululato non tu so. lo sai fare meglio. No, ce n'è uno che fa meglio mio. Sì, lo dico io. Vai con l'ululato? Non lo so fare. Non ci credo. Non ce la faccio, non è che ce ne fa. Ce la fai. Io sono un lupo Ce diverso. la fai. Io non sono un lupo. Facciamo finta che... Buonanotte. Aspetta di luce, spegnete tutto. Dov'è il lupo? C'è ancora il lupo? Però ti dico una cosa, io preferisco il leone. Scusa, ci pagate. Vai tu, io faccio il... Wow. Questa è una leonessa in calore, secondo me. Secondo me. È un leone femmina, è una leonessa, scusa. Cosa? Quanto abbiamo? Perché non scappiamo? Ce ne andiamo. Scusa. Siamo alla foresta. Abbiamo quatti? Sì, andiamo. Che siamo i leoncini, andiamo a quatti. Andiamo. Buonanotte. Ciao, alla prossima, ciao. Wow!
Bella Radio TV ha presentato Bella in piscina. In una straordinaria location ogni settimana saranno presenti fantastici ospiti. Il tutto in compagnia di Mary Milani. Passare a miglior vita non sarà più un modo di dire. Onoranze Funebri Nuova Vecchio propone Funerali Deluxe con carro funebre Porsche Panamera che in esclusiva mondiale trovi solo da noi. Onoranze Funebri Nuova Vecchio soddisfa le richieste dei clienti più esigenti, anche i più particolari. La Nuova Vecchio organizza e cura ogni dettaglio in maniera minuziosa, garantendo professionalità e serietà. A Catania, in via Sabato Martelli Castaldi 86 e in via Plebiscito 677 di fronte ospedale Vittorio Emanuele. 095 21 68 215 392 11 90 876. Funerali in grande stile, la certezza di essere unici. Serenità, pace, saggezza, i valori della vita. Ritrovali con Luigi in arte Oris il Mago Bianco, operatore dell'occulto, qualificato in ritualistica sudamericana. Oris ti aiuterà a ritrovare la strada della verità e a superare gli ostacoli sul tuo cammino. Chiama con fiducia allo 095 53 33 58 o vieni nello studio di via De Branca 12 Catania. Oris, il Mago Bianco, la verità finalmente alla portata di tutti. È giunta l'ora della pausa caffè. Punto Caffè, tutto il gusto di un buon caffè espresso racchiuso in comode cialde e capsule originali e compatibili per ogni tipo di macchina da caffè. Nespresso e a modo mio. Cioccolato, tè, ginseng e orzo. Da Punto Caffè, macchine da caffè in comodato d'uso o da comprare con pagamenti personalizzati. Punto Caffè di Cambria Sebastiano, a Catania in via Plebiscito 198. Servizio a domicilio 095 34 77 51. Si effettua macinazione caffè. 150 cialde Borbone più kit accessori 25 euro. 150 cialde Poker Caffè 16,50 euro. 100 capsule Poker Caffè compatibili con tutte le marche 15,90 euro. Toro Arredamenti ha le soluzioni che cercavi per fare della tua casa l'ambiente che sogni. Toro Arredamenti, una grande scelta di cucine componibili. Mobili classici e moderni. Favolose camerette, comodi salotti e camere da letto da sogno. Toro Arredamenti adesso è anche Relax. Vendita di materassi Salus, Permaflex e Vigorflex. Toro Relax ti offre una rete, un materasso e un guanciale a soli 99 euro. Toro Arredamenti, via Lenin 70, Lineri Mister Bianco. Le soluzioni che cercavi. È il nuovo showroom in via Lenin 59. Arrivavo paniconzato di scillichenti, bello, cavolo. A Catania, nel cuore del centro storico, in via Coppola 47, finalmente ha aperto Crusca Paniconzatu, tutta la tradizione del vero paniconzatu di Scillicenti. Crusca Paniconzatu è anche panineria. Vieni, ordini e gusti le nostre prelibatezze in pieno relax, comodamente seduto al tuo tavolo. O se preferisci, ordina con servizio a domicilio gratuito. 340 23 12 748. Da Scillicenti a Catania, Crusca Paniconzatu. Ogni 2 panini, una lattina omaggio. Ogni 2 ciambelle, una lattina omaggio. Ho rottamato la mia vecchia auto. Sai quanto mi è costato? Nemmeno un centesimo. Sicil Rottami. Rottamiamo la tua vecchia auto a costi zero. Ci troviamo a Catania, terza strada 4, zona industriale. Sicil Rottami, dal 1984 al tuo servizio. Demolizioni auto e veicoli industriali. Demolizioni industriali. Raccolta metalli ferrosi e batterie esauste. Contattaci con fiducia. Sicil Rottami, a Catania, terza strada 4, zona industriale. Telefono 095 713 9221. sicilrottami.com. Se volete acquistare pezzi di ricambio auto usati, chiamate Andrea 342 02 56 278. PN Serramenti, fabbrica di zanzariere e avvolgibili, grande esposizione di porte interne in legno, cancelli di protezione in ferro, prezzi da non credere e finanziamenti a tasso zero. Visitate il negozio. Vasta scelta di zanzariere, avvolgibili, porte in legno e cancelli di protezione in ferro. PN Serramenti a Gravina di Catania, via Gramsci 42, 095 75 45 338.
Un posto non soltanto per dormire, ma anche per sognare. Un posto dove crescere una famiglia con amore e dove provare gioia per il resto della vita. La tua casa. La tua casa. Il Centro Colori lo sa e riesce a soddisfare ogni tuo desiderio. Progettiamo e stampiamo bordi, carte da parati, stencil e stampe di grandi dimensioni. Realizziamo qualsiasi colore e decoro per le tue pareti di casa. Centro Colori, ferramenta, idraulica ed elettricità. A Catania, in via della Concordia 142, Centro Colori. Per una vita a colori. Tempera 13 litri 9,90 €. Glitter 3 €. Ed adesso anche a Jar, in via Luigi Sturzo, numero 34. A Catania ha aperto un nuovo negozio dedicato alle bevande di ogni genere. Non solo alcolici. In grosso e dettaglio. Spegni la tua sete. Goditi una piacevole bibita rinfrescante. Scegli i vini da portare sulla tua tavola. Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti. Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso. Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania. Info 348 10 50 454. Confezione. Acqua Lete Levissima da 1,5 litri, 1,99 €. Coeco SRL, azienda specializzata nel settore del commercio di prodotti siderurgici ad alto livello. Ferro, ferro battuto, zincati, reti, grecate zincate e preverniciate, termocoperture e termopareti, grigliati metallici, asolati, ferramenta, tetto finta tegola, travi, tubi metallici e lamiere. La costante attenzione al soddisfacimento dei bisogni del cliente e il monitoraggio continuo delle evoluzioni del mercato fanno di Coeco SRL un punto di riferimento presente e affidabile nel commercio dei prodotti siderurgici. A Catania, via Campo Sportivo Mister Bianco. E a Messina, contrada a Roccamotore, salita Larderia. Info 095 39 88 64. Coeco SRL, i migliori prodotti siderurgici a portata di mano. Sei stanco di fare interminabili file agli sportelli per pagare i tuoi bollettini postali? A Librino ha aperto City Poste Payment, l'agenzia di poste private dove si possono effettuare pagamenti di tutti i tipi di bollettini in modo semplice e veloce a un costo massimo di 1,50 €. City Poste conviene. Vieni a pagare i tuoi bollettini da noi. Risparmia il tuo tempo. Ci trovi a Catania, in Viale Nitta 3M Librino, presso l'agenzia di scommesse sportive Librino Games. Ambulatorio polispecialistico Nova Dental. Un team di medici specialisti al vostro servizio. Il poliambulatorio Nova Dental offre numerose prestazioni specialistiche qualificate. Odontoiatria e protesi dentaria. Ginecologia e ostetricia. Ecografie ed ecodoppler. Visite ocolistiche. Visite mediche e rinnovo patenti. Medicina sportiva e consulenza nutrizionale. Psicologi, psicoterapia. Nova Dental. Viale Librino 1A, Catania Librino. Info 095 21 61 872. www.novadentalsas.it. Adesso è in Piazza Galatea. Piazza Galatea. Sì, adesso è in Piazza Galatea. Piazza Galatea. È in Piazza Galatea. Scusate, chi è in Piazza Galatea? Panineria Nazzarosa si è trasferita in Piazza Galatea. E voi lo sapevate? Panineria Nazzarosa da Giuseppe, da anni tutta la bontà dei panini che avete amato di più. Adesso in una nuova location. Da soli o con gli amici, venite a gustare i nostri straordinari panini con tanti condimenti e contorni di ogni tipo. Tutte le sere in Piazza Galatea e sulla nostra pagina Facebook. Panineria Nazzarosa da Giuseppe. La tua pubblicità? 330 670 894.